Giorgio o Giorgio? Allora, con la J, no? Il lunga O R. Non è, scusami, con la J? Grazie. Cari amici, buonasera. Ma io sto anche in piedi, ma comunque ci possiamo sedere. Buonasera e benvenuti alle conferenze dell'Associazione Salus Bellatrix. Come molti di voi che ci seguono da vari anni sanno, normalmente si tengono il 13 di ogni mese, e qui lo dico di nuovo per pubblicità. Ogni tanto abbiamo una conferenza straordinaria per ospitare qualche persona che magari non ha la possibilità di venirci a trovare il 13. Questa sera sarà con noi Gioele Magaldi, che è qui al mio fianco. Doveva presentare la serata il nostro amico Paolo Franceschetti, che purtroppo ha avuto un piccolo inconveniente, poi Stefania Nicoletti, che farà una piccola presentazione e cercherà anche di collegarci con Paolo, ci spiegherà che cosa è successo. Dunque Gioele è scrittore, filosofo, massone. Questa sera ci esporrà, raccontando un po' quello che ha scritto nel suo libro, la sua visione. Come normalmente facciamo durante le conferenze dell'associazione, io dico sempre quello che lui racconterà questa sera non è la verità, ma la realtà che ci circonda dal suo punto di vista. Lui ci racconterà la sua versione e poi noi faremo le nostre dovute valutazioni. Come sempre ascoltiamo tutti, valutiamo, poi lo ripeto sempre, spegniamo la televisione e accendiamo le antennine per poter valutare e vagliare le informazioni che ci vengono date e che condividiamo anche questa sera con Gioele, per poterci fare una nostra poi opinione personale. Adesso vedo che è arrivata Stefania. Allora, come voi sapete, diverse volte abbiamo parlato durante le nostre conferenze di massoneria. Normalmente devo dire che ne abbiamo parlato spesso anche in termini un po' negativi. Questa sera Gioele ci farà vedere magari una versione diversa, ci porterà delle informazioni che magari non sappiamo, che vorrà condividere con noi. Quello che mi piacerebbe questa sera, siccome mi faccio una domanda, non è andare a casa con delle risposte preconfezionate, però avere un input su una cosa a cui penso da tempo. Cioè, in pratica, la massoneria, come voi ben sapete, teoricamente e storicamente è una società iniziatica, diciamo, segreta, e che di solito non divulga all'esterno, verso i non iniziati, quello di cui si parla all'interno. Ecco, a me piacerebbe riuscire a capire questa sera, con l'aiuto anche di Gioele, perché adesso, in questo periodo storico, si stanno facendo queste informazioni, questa divulgazione, e soprattutto un'altra cosa che mi incuriosisce è che è cominciato già negli Stati Uniti, però vedo che si sta verificando anche qui da noi. Normalmente storicamente diciamo che le persone venivano cooptate, iniziate, non so come si possa dire il termine corretto quando si entra in massoneria, aiutami, iniziate, negli strati abbastanza medio-alti della popolazione sotto tutti gli aspetti, mentre ora negli Stati Uniti, e poi vediamo se questa cosa si sta verificando anche qui, si sta iniziando persone fra tutti gli strati della popolazione, anche medio-bassa. Io mi sono chiesta il perché della prima domanda che ho esposto e anche il perché di questo, e vediamo se questa sera magari riusciamo a avere qualche accenno per poter mettere un po' di informazioni al posto giusto. Nessuno di noi pretenderà di andare fuori con la verità, sicuramente non avrò delle risposte esaustive, ma qualche piccolo aggancio, qualche piccolo aiuto anche da Gioele mi piacerebbe averlo questa sera. Lascio un attimo la parola alla nostra amica Stefania, che ci spiegherà perché Paolo non è con noi. Allora, buonasera a tutti.
forse alcuni di voi mi conoscono, altri no, comunque io sono la collaboratrice di Paolo Franceschetti, che purtroppo stasera non è potuto venire perché c'è stato un imprevisto proprio dell'ultimo momento. La nostra amica e collaboratrice, collega Solange Manfredi, che sicuramente molti di voi hanno letto degli articoli sul blog, il suo libro Psyops, che vi consiglio di leggere. Che, esatto, sì, è stata anche qui. E purtroppo si è sentita male oggi all'improvviso e quindi Paolo è dovuto restare lì da lei e non è potuto venire stasera, quindi io vi porto i suoi saluti. Poi adesso cercheremo anche di fare un collegamento Skype, se è possibile, con lui, così potrà dire qualcosa anche lui su questo libro. Questo libro, che faccio una piccolissima introduzione perché poi ovviamente lascio spazio a Gioele, è un libro, secondo me, secondo noi, fondamentale per capire proprio le logiche del potere e della situazione che stiamo vivendo, la situazione sia italiana che internazionale. Ora Gioele Magaldi vi spiegherà perché questo libro è fondamentale. Lui parla di queste, come dice anche il sottotitolo di questo primo volume, perché sarà una trilogia seguito poi da altri 2 libri, giusto? Parlerà delle Urlogge, che sono le superlogge internazionali, le superlogge massoniche sovranazionali, a cui appartengono tutti i personaggi più potenti al mondo, quindi politici, banchieri, tutta l'elite del mondo. E questo libro è fondamentale perché proviene dall'interno del sistema, diciamo, cioè da una persona che è Gioele, che è un massone e quindi fa parte di questo mondo della massoneria e ha molta più credibilità di altri personaggi, altri ricercatori che magari sono considerati complottisti, fra virgolette. D'ora in poi certi argomenti, grazie a Gioele, non verranno più considerati complottisti, secondo me. Questa è la grande rivoluzione, perché proprio per la fonte da cui provengono, che è una fonte assolutamente attendibile. Intanto grazie di essere qui. Io è la seconda volta che torno a Vittorio Veneto in tempi relativamente ravvicinati, era il 28 febbraio mi pare, alla Biblioteca Comunale, dico bene? Sì. E però c'era questa concomitanza, insomma, di 2 persone amiche che avevano chiesto, quindi abbiamo... Insomma, mi fa piacere che in ogni caso, insomma, vedo una sala gremita e quindi vuol dire che da queste parti c'è un interesse autentico per questi temi. Io mi presento subito, non appartengo a quel filone di pentiti della massoneria, delatori, demonizzatori, ne esiste una casistica molto ampia. Io sono massone e fiero di esserlo, e per le ragioni che vi spiegherò. Io sono nato massonicamente nel Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani, dove, che è la più grande e importante comunione massonica italiana, su base nazionale, dove sono diventato presto maestro venerabile di una loggia, la Monte Sion di Roma, una loggia abbastanza prestigiosa, e dove poi sono stato nella cosiddetta stanza dei bottoni, insomma, chi conosce la mia biografia, che è rintracciabile, insomma, in diversi luoghi, avrà modo di ricostruire il mio percorso nel Grande Oriente d'Italia. Dopodiché, per ragioni di polemica con alcuni fratelli ai vertici del Grande Oriente d'Italia, con cui avevamo condiviso un accenno di nuovo corso di primavera massonica, sono uscito dal Grande Oriente d'Italia, ho avuto anche contenziosi giuridici e ho fondato insieme ad altri Grande Oriente Democratico, di cui sono poi divenuto gran maestro. Grande Oriente Democratico è un movimento massonico d'opinione, cioè non è una comunione massonica, ma è uno snodo, diciamo, fluido del network massonico progressista,
con un respiro internazionale, nel senso è nato come corrente dissidente nel Grande Oriente d'Italia e è diventato qualcosa di più ampio. Poi ho avuto un'iniziazione presso una superloggia, una horloge molto prestigiosa, la Thomas Paine, e dopodiché la mia traiettoria massonica mi sta conducendo a costruire insieme ad altri la prima superloggia palese della storia, cioè stiamo costruendo una superloggia sovranazionale i cui membri, come me, quali che siano gli incarichi anche pubblici ricoperti, verranno a viso aperto a raccontare la propria cifra massonica e a informarne l'opinione pubblica e ad agire quindi in modo solare. Ho scritto un libro, in realtà è un'operazione editoriale piuttosto complessa, cioè Massoni, Società a Responsabilità Illimitata, la scoperta delle Eurlogis, è il primo volume di una trilogia, come diceva Stefania, cui farà seguito una bilogia dal titolo Il potere globale e i suoi venerabili maestri, e si tratta di un'operazione editoriale che, per così dire, è stato raccontato anche come un atto di guerra. Tornerò dopo su questo significato. In realtà si tratta di uno studio rigoroso che adopera strumentazioni classiche della storiografia, della sociologia, dell'antropologia, della politologia, per raccontare le dinamiche del potere in questo volume degli ultimi 70 anni. Nei successivi, andando costantemente avanti e indietro nel tempo, quindi partendo da cose di stringente attualità, che riguardano il vivere quotidiano di tutti noi, per trovarne le radici in eventi degli ultimi 3 secoli e ritornare poi a bomba sul presente. Qual è, diciamo, il senso di questa operazione? Prima Francesca Salvador diceva insomma, la massoneria è una società segreta, appare strano, no? E comunque interessante che dei massoni, perché poi questo lavoro è frutto anche, io sono, diciamo, il portavoce di un gruppo che in equipe anche ha lavorato a questo libro, prevalentemente è farina del mio sacco, ma insomma c'è stata un lavoro di squadra, anche perché accanto a strumentazioni per così dire classiche, questo libro si basa anche su un attento studio di alcuni archivi privati massonici, di cui non è escluso che possa essere curata in futuro anche un'antologia critica, quindi la pubblicazione di questi documenti. Insomma, questa operazione editoriale serve a far capire al cittadino ignaro, specialmente in Italia, ma insomma questo libro avrà delle traduzioni a breve e in altre lingue e verrà insomma pubblicato un po' in tutto il mondo, e però l'Italia è un caso particolare. Si tratta di far capire che quello che gli italiani e i cittadini del mondo complessivamente sanno della massoneria è poco, e quel poco che sanno è ordinariamente sbagliato. Nel senso che se voi focalizziamoci un attimo sull'Italia, io ai tempi quando andavo io al liceo e all'università, sui testi di storia c'erano trafiletti di questa grandezza sulla carboneria, della massoneria non si parlava. Adesso il trafiletto sulla carboneria è sostituito da un trafiletto sulla massoneria, in cui si parla di una cosa appunto settecentesca, al massimo ottocentesca, che poi in realtà, come viene spiegato in questo libro, come verrà spiegato ancora ulteriormente nei prossimi, la massoneria è il soggetto storico che ha costruito la contemporaneità. Questo è un libro che non è un'apologia della massoneria, così come non è una demonizzazione, perché io non sono un pentito, non è nemmeno un'apologia, perché qua non si fa opera di storia, di racconto, di politologia, sociologia, bisogna essere rigorosi, no? E quindi per quanto è possibile astrarsi. Questa è un'opera però che racconta luci e ombre della massoneria, e vedremo che le ombre riguardano soprattutto gli ultimi 50 anni, ma le luci sono tante.
E le luci riguardano, naturalmente dipende dai punti di vista, nel senso che se qui in sala o altrove rispetto a chi legge il libro ci sono nostalgici di quello che veniva definito ancien régime, cioè un antico ordine di cose che in Occidente ha avuto una vita lunga, insomma, considereranno che la massoneria, avendo abbattuto l'ancien régime e avendo creato la società contemporanea come noi la conosciamo, da un punto di vista reazionario, antidemocratico e illiberale, la massoneria ha svolto un'opera negativa. Ma se qui in sala ci sono persone che invece magari oggi si lamentano anche per lo svuotamento di democrazia e di sovranità che sembra essere abbastanza, come dire, diffuso in piccoli e grandi atti della classe dirigente italiana, europea e mondiale, ecco, allora sappiate che l'idea stessa che voi siate cittadini, latori pro quota di sovranità, non è un'idea antichissima, è un'idea relativamente recente. Il passaggio dallo status di sudditi a quello di cittadini è un qualcosa che avviene tra 6 e 700 ed avviene per opera di avanguardie massoniche. In realtà, no, io ripeto spesso, in queste conferenze sto facendo, diciamo, oggi, adesso un tour per l'Italia, poi sarà un tour estero, ma insomma mi capita di ripetere spesso una cosa. Guardate che la democrazia, l'idea di libertà, l'idea di sovranità popolare, l'idea di diritti universali dell'uomo e del cittadino, il funzionamento di società aperte in senso popperiano, cioè società pluraliste, società in cui vi sia lo Stato di diritto come fondamento, in cui vi sia un diritto all'opinione pubblica, in cui vi sia anche quindi un diritto di critica. Tutto questo è un'anomalia nella storia millenaria dell'umanità. Se noi andiamo indietro nel tempo e se andiamo, come dire, spaziamo oltre alcuni luoghi geografici, noi vediamo che la consuetudine è piuttosto il dominio dei pochi sui molti, e questi pochi, che siano aristocrazie laiche oppure ecclesiastiche, religiosamente orientate, teocrazie, ierocrazie, dinastie, questi pochi governano su masse di esseri trattati appunto come sudditi, spesso in condizioni anche di scarsa alfabetizzazione. L'anomalia, vedo una signora che non è tanto diverso da quello che succede adesso comunque. Ecco, questo è il punto. Questo è il punto, cioè quando lei dice, lei e con lei tanti altri, dice, caspita, io ho l'impressione di vivere in una società dove i miei diritti, no? Appunto di sovrano pro quota non sono implementati in modo sostanziale. Ho l'impressione cioè che ci siano alcune oligarchie che in realtà fanno scempio della cosa pubblica, dell'interesse collettivo per fini privati. Beh, intanto lei lo può dire, nel senso, lei si può riunire qui insieme a noi e parlarne liberamente. Mio suocero, che ha fatto per una vita il diplomatico e che di recente era in Corea del Nord, adesso in pensione, è andato in Corea del Nord e si è accorto, cosa che uno non ci pensa, che insomma, era di fatto divieto alle persone di camminare per strada in più di 3. Ecco, noi abbiamo conosciuto nella nostra storia, no? Anche in Italia, insomma, nella storia recente novecentesca ci sono stati ulteriori rigurgiti di un mondo precedente, appunto premoderno, nei quali gli uomini non potevano liberamente riunirsi e parlare ed esprimere critica al potere costituito. Quindi una cosa è dire io ho l'impressione che ci sia una involuzione oligarchica della governance, e questo è ciò che io ed altri denunciamo, che io denuncio in questo libro, cioè racconto come negli ultimi 50 anni l'onda lunga della massoneria progressista che ha creato quello che dicevo prima, cioè lo ripeto, la democrazia, la libertà, i diritti universali non l'ha portati la cicogna, l'hanno portata avanguardie massoniche progressiste. Mettiamo un punto a questa cosa, nel senso che sono processi storici che dovrebbero essere insegnati sin dalle elementari, per qualche ragione
non casuale, non vengono insegnati, nel senso che parte, per così dire, della tradizione massonica è impregnata di un certo riserbo, non si tratta tanto di segretezza. La segretezza è una fase, per così dire, anche luminosa, vorrei dire, della storia della massoneria, cioè le logge massoniche erano segrete al tempo in cui siamo agli albori, nel Settecento, quindi la massoneria ha una lunghissima storia precedente. Dal 1717 in avanti, però, con la fondazione della Gran Loggia di Londra e Westminster, si diffondono per tutto il continente europeo delle logge di nuovo conio. E in queste logge, appunto, si sperimenta qualcosa di inaudito. Per cui non è vero quello che diceva Francesca prima, che in passato l'iniziazione avveniva rispetto a ceti medio-alti e adesso vi sarebbe un'apertura. No, la massoneria è stato il primo luogo dove, in modo interclassista, attraverso un rito di iniziazione che rendeva tutti quanti liberi, fratelli e uguali, il trinomio libertà, fratellanza, uguaglianza, che si crede erroneamente partorito in ambito profano rivoluzionario francese, è in realtà un motto massonico, trasposto dai capi politici della rivoluzione francese, che erano tutti massoni, invariabilmente. Le logge delle cantonate di Francia vengono sospese nei loro lavori e un giorno dopo nascono i club politici, che poi faranno la rivoluzione, l'animeranno, che da destra a sinistra, anche destra, centro e sinistra sono concetti che nascono in quel contesto lì, no? Ma sono tutti capeggiati e composti in gran parte da massoni. L'elenco è lungo, di nomi non starò adesso qui a farlo, ma insomma, nomi alla mano, se andiamo da Luigi Filippo d'Orléans, che era il gran maestro candidante di Francia, cugino del re, che volle farsi chiamare Philippe Égalité, rinunciando quindi alla sua... pensiamo a Gilbert Moitié de Lafayette, che non voleva essere chiamato marchese. Pensiamo a Brissot, capo dei Girondini, a Desmoulins, a Danton, a Marat, Mirabeau. Tutti i capi della rivoluzione francese erano massoni. Ma perché cosa era successo nei decenni precedenti? Che in una società stratificata, dominata da appunto aristocrazie laiche ed ecclesiastiche, che governavano per diritto divino, no? Su masse di sudditi, una società stratificata in caste, degli uomini appunto sperimentavano nelle logge, attraverso un rito di iniziazione, la condizione di uguaglianza, si rinasceva e siano tutti uguali. E anche di questo c'è ampia documentazione a disposizione degli storici, qui non si tratta di archivi segreti, ma sono stati già affrontati in libri naturalmente di scarsa diffusione. La novità di questo libro è che è un libro diciamo che sta avendo una grande diffusione, no? E quindi si possono portare a conoscenza di tanti cose oggetto di solito della fruizione da parte di pochi studiosi. Beh, insomma, in queste logge accadeva che un ciabattino, un piccolo commerciante, fosse eletto pro tempore maestro venerabile e quindi governasse su grandi aristocratici e su altri che lo eleggevano appunto pro tempore. Il potere all'epoca era esercitato in modo, come dire, perpetuo, perché per diritto divino si era re o si era aristocratico dalla nascita e fino alla morte. Nelle logge si sperimenta l'idea della votazione libera tra uguali che per un tempo limitato si danno un autogoverno. Nasce l'idea della parlamentarizzazione anche della dialettica. Nasce l'idea che si possa essere in maggioranza e opposizione. Cioè tutto quello che voi date per scontato quando guardate la nostra società, nasce lì. E questi uomini però, e torno alla segretezza, erano perseguitati dalle polizie degli stati assolutisti, che naturalmente vedevano come un pericolo queste cellule eversive rispetto a un mondo, l'ancien regime, costruito su una visione spirituale assolutamente illiberale, assolutamente aristocratica, quindi antidemocratica. Ecco, alla fine questi uomini, alcuni di loro, si sono stufati di sperimentare solo all'interno delle logge questo tipo di nuova sociabilità, si sono anche stufati del fatto che nelle logge c'era tolleranza, perché iniziavano a esserci appunto
in Europa stiamo parlando, cristiani di diverse religioni, di diverse confessioni, protestanti, cattolici, e anche iniziano ad esserci ebrei, tutte cose impensabili fuori nella società profana. Si stufano però a un certo punto questi uomini di essere costretti soltanto a un piccolo giardino felice periodicamente in cui si riuniscono e decidono, prima con un'operazione culturale, le prime gazzette, l'invenzione del giornalismo, della diffusione quindi di un pensiero critico rispetto all'ancien regime, anche questo è figlio dell'elaborazione ideologica massonica. E alla fine tutto questo trascina nelle grandi rivoluzioni, che trasformano il mondo. Per questo vi dico che la soggettività storica che ha costruito la contemporaneità è la massoneria, nelle sue varie articolazioni. Nel libro c'è anche una confutazione di tutte quelle tesi di origine marxiana, ma poi arrivate anche in ambienti non marxiani, fondati sulla idea, in realtà storiograficamente inconsistente, che sia stata la borghesia il motore delle rivoluzioni sette-ottocentesche. In realtà il concetto, il significante borghesia, lo spiego bene nel libro che mi invito a leggere con attenzione, è un significante troppo ampio e soprattutto aleatorio, nel senso che non furono persone che si riunivano fra loro e si chiamavano fratello borghese a incidere in modo preciso e puntuale, con circostanze, nei processi rivoluzionari, ma erano uomini e donne che si riunivano fra loro e si chiamavano fratello massone, sorella libera munitrice, eccetera. Però questo è un tema importante perché tocca delle convinzioni inveterate, quindi io vi rinvio alle argomentazioni circostanziate che troverete nel libro. Tutto questo per dire cosa, quindi? Allora, fate una piccola rivoluzione copernicana per chi non l'avesse già fatta, cioè nulla di ciò che noi, svegliatici all'alba del XXI secolo, consideriamo come scontato, cioè anche la nostra malmostosa, no, reazione all'idea che qualcuno ci stia deprivando di qualcosa. Io nel libro mi scaglio, lo faccio in modo preciso e quindi pericoloso, rispetto ai nomi e ai cognomi di coloro che da 50 anni a questa parte hanno immaginato, dopo questa grande onda lunga progressista della massoneria, hanno immaginato proprio in ambienti massonici una sorta di nuova costruzione che arrestasse il progresso della democrazia e portasse sottilmente, progressivamente, inarrestabilmente ad uno svuotamento, come dire, di sostanza della democrazia, lasciando in piedi le forme, ma immaginando una nuova governance neoaristocratica. C'è un testo capitale che si ritiene sia stato, che esce ufficialmente come relazione lavoro prodotto dalla Trilateral Commission, che insieme ad altre è un'associazione paramassonica enfatizzata nella sua importanza dai mass media, quelli che se ne occupano, e soprattutto dalla letteratura e dalla bibliografia complottista. In realtà Trilateral Commission, Bilderberg Group, Council on Foreign Relations, Royal Institute of International Affairs, Bohemian Club, tutti quelli, ce n'è una sfilza enorme, se ne parla, sono associazioni paramassoniche, diciamo, dove si parla molto e si conclude poco. A monte i luoghi della decisione sono delle superlogge che si servono storicamente delle associazioni paramassoniche, in parte per avvicinare tutta una serie di personaggi non massoni che vengono così influenzati sottilmente, nel bene e nel male, da delle fucine ideologiche massoniche, e in parte fanno anche da parafulmine, nel senso che se voi avete a disposizione il feticcio del Bilderberg Group, tanto segreto che se ne parla per ogni dove, o della Trilateral Commission, di queste cose, non vi occuperete di quello che c'è, diciamo, a monte. Ecco, però c'è un testo capitale, elaborato negli anni 60 in alcuni urologes, specialmente in una, la Triais, e questo testo, cioè queste elaborazioni, poi diventano un pamphlet noto come The Crisis of Democracy, pubblicato nel 1975 a firma Samuel Huntington, Michel Crozier, Yohji Watanuki, per la Trilateral Commission. Se voi andate a leggere
quello che è scritto in questo libro, The Crisis of Democracy, ci trovate delle cose abbastanza inquietanti, nel senso che si dice che la democrazia, siamo nel 1975, che c'è stato un processo, come dire, di allargamento troppo ampio di diritti e di pretese democratiche, e che la democrazia, pensare di curare la democrazia con un'altra democrazia è come gettare benzina sul fuoco, e quindi si consiglia, e lo si fa in modo quasi impudente, di limare, levigare, destrutturare le conquiste democratiche. Badate bene, siamo in un tornante storico in cui si viene dalla stagione dei diritti, no, dei nuovi diritti civili e economici degli anni 60, e c'è stato il grande momento della New Frontier kennediana, c'è stato appunto di cui fu peraltro ideologo e artefice un grande massone come Arthur Schlesinger Jr. C'è stata il sogno di Martin Luther King, c'è stata anche con le sue contraddizioni il concetto di Great Society implementato poi da Lyndon Johnson, che diciamo con tutte le contraddizioni dell'uomo, però si trovò alla fine a dover cavalcare quello che Kennedy aveva, in qualche modo, i Kennedy avevano. Ma insomma, The Crisis of Democracy ci spiega quello che voi avrete sentito dire in diversi contesti in questi ultimi anni. C'è stato una mia intervista, peraltro montata male, in modo non fededegno, dalla gabbia, sulla trasmissione sulla 7, in cui però il giornalista, che lui era in buona fede, i montatori, il conduttore e il direttore di rete no, ma insomma il giornalista giustamente richiamava la comparazione che avevo fatto nell'intervista tra questo testo, The Crisis of Democracy, e le recentissime, stiamo parlando di 2 anni fa, più o meno, le recentissime dichiarazioni di alcuni grandi diciamo, istituti bancari, i quali, analizzando la situazione europea e le costituzioni europee, dicevano che queste costituzioni erano intrise di valori troppo democratici e troppo, diciamo, sbilanciati a favore del welfare, e che occorresse, diciamo, un passo indietro, che poi sono le tesi care a un grande, importante personaggio di cenacoli massonici neoaristocratici, Mario Draghi, Presidente della Banca Centrale Europea, il quale non ha avuto, diciamo, non ha fatto mistero della sua idea, l'ha ripetuto più volte, che il benessere a cui erano abituati i cittadini europei era un qualcosa di insostenibile e che perciò dobbiamo prepararci a un nuovo corso. Insomma, tutte queste cose dette a macchia di leopardo è per dirvi che la società democratica e la vostra sovranità non è venuta dal cielo, quindi delle avanguardie l'hanno costruita, hanno combattuto, sono morti per essa, e sono state avanguardie che hanno avuto un'alleanza con fette di popolo, parte del popolo, ma anche che hanno avuto, diciamo, sono state osteggiate dalle grandi masse, che non capivano nemmeno l'idea del conferimento di una sovranità. Quindi sono processi storici complessi. Ecco, dopodiché tutti si sono svegliati, no, con dei diritti. Questi diritti sono aumentati, il suffragio universale è stata una conquista faticosa, progressiva, il suffragio alle donne è una cosa recentissima. C'è stata un'elaborazione ideologica e delle battaglie concrete. Dopodiché, da 50 anni a questa parte, qualcuno ha immaginato e ha costruito, pervadendo con precise idee economiche, precise idee politiche, accademie, centri di studio, entità mediatiche, luoghi politico-istituzionali, si sono costruite le basi per un pensiero diverso, un pensiero che rendesse, cioè, accettabile in modo sottile l'idea che la democrazia potesse anche evolvere in qualcos'altro, in tecnocrazia e in nuove forme di oligarchia. Del resto, se voi guardate alla falsa dicotomia che si fa oggi tra Europa sì e Europa no, ecco, il processo, diciamo, di falsa integrazione europea è un caso archetipico. L'Europa, di questo si parla nel libro, l'idea dell'Europa unita, gli Stati Uniti d'Europa è un'idea antica,
nell'Ottocento trova alcuni interpreti importanti nell'ambito massonico progressista, e cioè la immagina Garibaldi, la immagina Mazzini, la immagina Vittorio Hugo, la immagina Jules Michelet, la immagina Cattaneo, grande pensatore federalista. E poi ce n'è un altro, c'è Altiero Spinelli, che insieme a Ernesto Rossi scrivono il Manifesto di Ventotene, no? Tra l'altro questo testo è stato usato in modo indegno da parte diciamo anche di alcuni spot pubblicitari andati in onda sulle reti pubbliche in occasione delle ultime elezioni europee, per far passare l'idea che come dire, il sogno europeo, che in realtà sembra che stia diventando un po' attuale, sarebbe collegato a questa benemerita, no, progettazione di Altiero Spinelli ed altri. Altiero Spinelli si rivolterebbe nella tomba a vedere cosa è oggi l'Europa. Cosa è oggi l'Europa? Oggi l'Europa è un laboratorio dove quel passaggio da un'idea di governance democratica ad uno tecnocratica e oligarchica è pienamente realizzato. Cioè voi non avete un Parlamento europeo sovrano, rappresentante del popolo sovrano, che possa fiduciare e sfiduciare un esecutivo pro tempore europeo. Non avete un Dipartimento del Tesoro sovraordinato alla banca centrale, no? Non avete nemmeno una banca centrale, come dire, pubblica. La banca centrale europea, come le altre banche centrali, sono di diritto pubblico, ma sono private in quanto proprietà. E in realtà le linee conduttrici, no? Cioè il potere più grande oggi in Europa è proprio quello della banca centrale. È il banchiere centrale che determina, no, anche le scelte politiche, non viceversa, non sono i politici. E l'Europa cos'è? È integrata? No, c'è un equilibrio di nazioni, una nazione capò, potremmo dire, immaginando di paragonare l'Europa a una sorta di lager, dove appunto drammatizzo la cosa, ma insomma lo dico da europeista convinto, cioè io non faccio mistero, io sono a favore di un'idea di Stati Uniti d'Europa, democraticamente legittimati, insomma, ma è un processo che deve nascere col popolo europeo, che deve avere precise, e invece la traiettoria non è venuta, come dire, da ieri o dall'altro ieri. Quando nel 1950 Robert Schuman scrive il suo famoso discorso ispirato da Jean Monnet, e sono due massoni, Jean Monnet era stato un progressista accanto a Roosevelt, poi si era convertito a un'idea diversa, che era quella di Coudenhove-Kalergi. Insomma, c'è tutto un percorso di costruzione di questa Europa. Beh, l'Europa nasce subito su basi economicistiche e tecnocratiche e si sviluppa così. Non c'è mai stato un momento di federazione o di integrazione democratica. Ecco, l'Europa è un grande laboratorio per abituare i popoli a dire, beh, tutto sommato, no, si può essere governati anche in modo non democratico. Naturalmente questo processo, e parliamo anche della globalizzazione, la globalizzazione è globalizzazione di merci e capitali, è stata sin qui, non globalizzazione di diritti. Ma la Banca Centrale, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale erano stati costruiti, ad esempio, per finalità diverse da quelle che poi hanno avuto. Analogamente, se voi leggete un testo straordinario come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata all'ONU il 10 dicembre 1948, di cui fu madrina una straordinaria libera muratrice massona, progressista, cioè Eleanor Roosevelt, beh, se voi leggete quel testo e immaginate di declinarne i principi e le finalità in termini globali, potreste dire, beh sì, quello sarebbe un mondo felice in cui vivere, in cui alle persone viene riconosciuto non soltanto i diritti classici, a votare, essere votati, a esprimersi, ad avere un culto, ad associarsi, eccetera, ma ci sono anche diritti economici. C'è il diritto ad una vita dignitosa, c'è un diritto al lavoro per tutti e per ciascuno. È il pensiero massonico progressista di John Rawls, che nel 1971 scrive una teoria della giustizia e polemizza con Robert Nozick. John Rawls dice sì, certo, siamo a favore del libero mercato, sono a favore del libero mercato, sono a favore della libertà di intraprendere, sono a favore anche della formazione di immense ricchezze da parte di chi abbia talenti, ma le disuguaglianze sono ammissibili solo se tutti e ciascuno, nessuno escluso, abbiano comunque
uno standard adeguato di dignità e di diritto concreto ad una vita, a un progetto di vita felice. Ecco, questo è il lascito massonico progressista. Da 50 anni a questa parte qualcosa è cambiato, cioè per la prima volta rispetto all'egemonia dei circuiti massonici progressisti che ininterrottamente, attraverso una lotta dura, dal Settecento al Novecento, alla metà del Novecento, hanno cambiato il mondo, rendendovi da sudditi cittadini, da 50 anni a questa parte sono diventati egemoni, per ragioni che troverete nel libro, sono diventati egemoni delle componenti massoniche da sempre minoritarie, e cioè delle componenti neoaristocratiche. E l'ideologia del massone neoaristocratico in comparazione a quella del massone democratico progressista è facile da cogliere. Rispetto al trinomio libertà, fratellanza, uguaglianza, il massone progressista dice no, la libertà è una cosa che riguarda tutti gli uomini, cioè io lotto e combatto in quanto massone, dal punto di vista iniziatico spirituale io coltivo un perfezionamento personale e collettivo, ed è una cosa, e questo attiene alla ricerca esoterica, iniziatica, spirituale. Sul piano della prospezione sociale, perché la massoneria è l'unica società iniziatica nella storia che non si propone soltanto il perfezionamento individuale e collettivo dei suoi membri sul piano spirituale, ma lavora anche per il bene e il progresso dell'umanità. Lo dice. Allora, su questo piano il massone progressista immagina che la libertà debba essere libertà di tutti gli uomini e tutte le donne, massoni e non massoni, che la fratellanza riguardi tutti gli esseri umani e lo stesso l'uguaglianza. Il massone neoaristocratico, cioè, come dire, quel tipo di massoni che in questi ultimi decenni sono diventati egemoni, lo saranno fin tanto che non ci sarà, come dire, una reazione adeguata da parte dei circuiti massonici progressisti e da parte vostra, cioè di quel popolo sovrano che spesso forse è un po' disattento nel come esercitare la sua sovranità, nel come rivendicarla, sceglie obiettivi, gli vengono fatti scegliere obiettivi sbagliati, anche verso cui indirizzare il proprio malcontento. Se non conosci i tuoi nemici sarà difficile anche combatterli. Bene, il massone neoaristocratico dice no, libertà? Liberi siamo soltanto noi veri iniziati, quindi nemmeno tutti i massoni, ma soltanto alcuni sedicenti illuminati. Illuminati, scordatevi tutta la, diciamo, letteratura fantasiosa sulla presunta continuità degli illuminati di Baviera, tutto inconsistente. In realtà illuminato è un aggettivo che si può utilizzare in riferimento ad alcuni gruppi massonici neoaristocratici che si considerano appunto illuminati. La fratellanza riguarda sempre noi, dicono i massoni aristocratici, noi siamo fratelli, gli altri esseri umani non sono nemmeno, in certi casi, non hanno nemmeno la dignità umana, sono bestie umane. E l'uguaglianza non vale per tutti, noi siamo più uguali degli altri. C'è addirittura, nel libro viene spiegato, c'è un dialogo, no, dove si viene richiamato, ma è un pensiero diffuso in ambiente massonico e aristocratico, c'è l'idea di è un'interpretazione del pensiero di un gnostico importante, Valentino, che parlava di una tripartizione tra ilici, degli esseri umani, ilici, psichici e pneumatici. No? È una tripartizione che io leggo da massone progressista in questi termini, cioè in ciascun essere umano c'è una componente materiale, ilica, c'è una componente psichica, animica potremmo dire, e c'è una componente spirituale, pneumatica. E queste componenti vivono, diciamo, dentro di noi, fuori di noi, nelle nostre azioni, e può prevalere l'uno o l'altra. Invece il massone aristocratico dice no, noi nasciamo ontologicamente diversi. Cioè ci sono esseri spirituali e questi hanno il diritto dovere di governare e lo devono fare in modo spregiudicato e lo devono fare in modo sostanzialmente antidemocratico. Poi ci sono esseri psichici, cioè esseri intermedi, che possono essere utilmente come dire, aggiogati a questo progetto di governo delle cose, e poi ci sono gli ilici che devono solo ubbidire. Ecco, voi capite bene che se io immagino che ci siano esseri umani inferiori per natura, poi mi sento legittimato a
spadroneggiare su di essi e a ricondurli a una condizione di sudditanza. No? La cittadinanza presuppone il riconoscimento di diritti universali per tutti e per ciascuno, inconculcabili e inalienabili. Vabbè, io mi avvio alla conclusione anche perché, insomma, io ho seguito una mia traiettoria esplicativa, ma sono qui anche per ascoltare quelle che sono i vostri dubbi, le vostre domande. Partirete magari anche da cognizioni diverse sulla galassia massoneria. Qualcuno avrà letto il libro, qualcuno non ne conosceva nemmeno l'esistenza, qualcuno l'ha letto e non l'ha capito, magari ha bisogno di qualche... o comunque... Insomma, quindi dico soltanto una cosa, che io in questo mio pellegrinaggio di queste ultime settimane e mesi presento il libro Massoni e lo presento, e poi lo presenterò altrove fuori dall'Italia, come uno strumento analitico, cioè come qualcosa che possa servire al cittadino e ai cittadini e alle cittadine per dire ok, adesso togliamo qualche velo e gettiamo uno sguardo smaliziato sulle dinamiche del potere, sulla genesi del potere in età contemporanea. Conoscere non è sufficiente, perché quando tu hai capito chi e perché ti sta togliendo la sovranità, e lo sta facendo, l'ha fatto negli ultimi decenni in termini melliflui e negli ultimissimi anni lo sta facendo in termini più prepotenti, violenti e perciò anche più visibili e dolorosi, quindi alzando la posta e però creando l'opportunità anche per una reazione di consapevolezza. Bene, una volta che hai capito tutto questo non basta, perché puoi continuare a mugugnare, puoi continuare a dire ah però qui, lì, su e giù e diciamo il processo va avanti. Quindi accanto a questa operazione editoriale io ed altri stiamo facendo un'operazione di natura politica ma metapartitica. Allora, in Italia c'è, diciamo non solo in Italia per la verità, l'essere umano è così, cioè nascono e muoiono partiti, partitini, movimentini, no? Qualcuni hanno durata più effimera, qualcuni è durata... Persino Corrado Passera, insomma, voglio dire che dovrebbe nascondersi, vergognarsi, no? Insomma, ministro dello sviluppo economico di un governo, quello Monti, che prometteva una crescita del PIL anno del 10%, nemmeno fossimo in Cina, insomma, la Cina dei bei tempi, che fantasticava di 100 miliardi per lo sviluppo, che poi non si capiva dove stavano questi 100 miliardi. Ecco. Eppure Corrado Passera si presenta con un partito, insomma, con percentuali potenziali da 0,003%. Però dico c'è questa cosa, no? Fondiamo i partiti, dico quindi, ecco, noi stiamo facendo un'operazione un po' diversa. E cioè, domani, io sono venuto qui per onorare un impegno preso con Francesca Salvador e con Paolo Franceschetti, che tempo fa, nonostante io avessi già diciamo, l'impegno del 28 febbraio per venire a Vittorio Veneto, mi dissero, ma vieni, e io sono venuto oggi in treno, domani alle 8 di mattina mi verranno a prendere e mi porteranno a Perugia degli amici veneti e friulani perché c'è a Perugia la convention di fondazione del movimento politico metapartitico Movimento Roosevelt. Il nome già vi fa capire qualche cosa. Chi sono stati i Roosevelt? A parte Theodore Roosevelt, insomma, che è stato un presidente interessante, anche lui un massone, fondò anche un partito progressista uscendo dal partito repubblicano, vabbè, ma è un'altra storia. Beh, Franklin Delano Roosevelt è stato colui il quale, nonostante esista nella letteratura complottista una leggenda nera su Roosevelt, io ho letto tanti libri in cui, insomma, si ristorcono alcune realtà, ma Franklin Delano Roosevelt, al di là delle valutazioni complessive sull'uomo, è stato colui che in una crisi analoga, non uguale, non identica a quella politico-economica, prima finanziaria e poi politico-economica dei nostri giorni, cioè quella terribile crisi finanziaria del 29, poi divenuta crisi economica, con la disoccupazione alle stelle, con ricette, perché alla presidenza degli Stati Uniti andò Herbert Hoover, il quale applicò le stesse ricette di austerità che sono state declinate immancabilmente negli ultimi anni. Era l'idea
liberista classica che ha poco a che vedere con un'idea sana del libero mercato, no? Cioè c'è una teologia liberista e una teologia neoliberista che sono appunto dei corpi dogmatici, non sono nemmeno più teorie economiche. Si basano sull'idea che quando tu hai una crisi, lo Stato, l'entità pubblica deve anzitutto risanare i suoi conti, perché da questo risanamento, come per miracolo, i privati saranno invogliati a investire e questo, diciamo, consentirà una ripresa economica. Franklin Delano Roosevelt fu un eretico, supportato in questo anche dalle suggestioni di un altro massone progressista, John Maynard Keynes, e disse no, una manovra anticiclica in questo caso comporta che sempre in un orizzonte di libero mercato, di libertà e quindi non di statalizzazione o oppressione della libertà del mercato, però lo Stato sia in grado di essere un attore, un player importante. E quindi l'investimento in infrastrutture, in grandi, medie e piccole opere diventa un volano per la ripresa dell'economia privata, perché se ci sono commesse che nascono da investimenti pubblici, ebbene le aziende private lavorano, assumono, si allarga la base dei consumatori che chiedono merci quindi ai commercianti, agli imprenditori, i professionisti e gli artigiani a loro volta lavorano, tutto questo significa una crescita del PIL di una qualunque entità, diciamo, di un qualunque sistema economico e il processo ridiventa prospero e virtuoso. Naturalmente, come dire, quello accadeva in un mondo che era quello degli anni 30 del Novecento, no? Poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, vabbè. Ma il New Deal fu comunque risolutivo. New Deal di Franklin Delano Roosevelt. A proposito di questo vorrei dire che insomma oggi voi sentite parlare spesso del fatto che un New Deal o un piano Marshall comporta dei soldi, comporta investimenti ingenti, importanti e di solito il conduttore televisivo di turno, il giornalista pensoso di turno vi dice ma i soldi non ci sono. Ecco, forse un'altra delle cose che bisognerebbe fare non viene granché spiegata. L'altro punto di riferimento del movimento Roosevelt, che si costituisce domani formalmente, inizia la sua marcia, è Eleanor Roosevelt, vi ricordavo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, fondamento, a nostro parere, di una globalizzazione virtuosa, cioè di una globalizzazione democratica, a differenza di quella sostanzialmente antidemocratica e predatoria in corso da anni. E io sono a favore della globalizzazione. Il problema è rendersi conto di che ci sono dei significanti che vengono gettati nella discussione, ma non si chiarisce il loro senso. Voi sentirete appunto i complottisti parlare spesso di nuovo ordine mondiale come un bau bau, ma dipende. Cioè, se il nuovo ordine mondiale è questo, io sono contrario. Questo intendo una globalizzazione iniqua. Se il nuovo ordine mondiale è la diffusione di democrazia e libertà e diritti universali per tutti e per ciascuno, beh, consentitemi di dirlo, io sono a favore della globalizzazione. Cioè non mi basta, consentitemi, di recuperare, poniamo, prosperità e sovranità in Occidente pensando che ci sono luoghi dove, come dire, esseri umani vengono trattati come sudditi e privati dei loro diritti più basilari alla dignità. No? Quindi io immagino che, e questo è il sogno di Eleanor Roosevelt, un essere umano deve preoccuparsi di tutto quello che accade anche fuori casa sua. Naturalmente poi c'è modo e modo di farlo, no? Ci vuole una strategia, ci vuole una visione, ci vogliono delle visioni. Ma badate bene che come dire, se oggi la globalizzazione è guidata da mani private, perché questo è da interessi privati, da interessi mossi dai circuiti, io adesso parlo in modo generico, nel libro faccio nomi e cognomi e circostanze, forse è il caso di contrapporvi una globalizzazione fondata su soggettività di interesse pubblico. C'è un bel libro di Jan Ziegler che è La privatizzazione del mondo, che vi consiglio di leggere, a parte il mio, vi deve far riflettere, perché c'è un altro problema. Oggi si sente parlare spesso, rispetto ai processi iniqui di globalizzazione, si contrappongono delle pulsioni nazionaliste. Badate bene, è un po' come combattere con archi e frecce contro chi ha armi termonucleari. Ed è anche dimenticare una cosa, per esempio, che in Italia
qualche problemino ce l'abbiamo avuto anche quando c'era la lira, allorché per esempio nel 1981, molti di voi lo sapranno perché ormai è diventato, no, oggetto di riflessione comune, vi fu il famigerato divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, no? Voluto dai massoni Beniamino Andreatta e Carlo Azeglio Ciampi. Per conto, naturalmente, non erano due pazzi che si sono svegliati e per sport, era un progetto. Significava una cosa semplice. Oggi voi sentite parlare, la nostra classe dirigente, politici della Prima Repubblica hanno sperperato, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, ai noi, dobbiamo fustigarci, dobbiamo punirci, dobbiamo espiare, no? Dobbiamo espiare. Beh, insomma, fatevi un po' un conto di quello che è costato alla collettività, come dire, l'innalzamento degli interessi sul debito pubblico grazie a questa bella trovata del divorzio tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro, nel senso che prima, quando venivano emessi titoli pubblici, comunque c'era la Banca d'Italia che, al di là di quelli che venivano piazzati, spesso a beneficio di risparmiatori, i quali come dire, investivano in buoni del Tesoro per averne un ritorno, ma le eccedenze si sapeva che era la Banca d'Italia a provvedere ad acquisirli. Quindi questo teneva, la sto semplificando, teneva gli interessi sui buoni del Tesoro molto bassi. Avendo eliminato questo ruolo della banca centrale italiana, gli interessi sono schizzati. E se voi fate un calcolo di quello che è costato... 3.100 miliardi. Ecco, bene. Benissimo. La risposta è nelle cose, no? E io vorrei anche dire, adesso io non sono mai stato, io devo dire, ho 43 anni, sono nato il 14 luglio del 1971, una data peraltro rivoluzionaria, come ebbe a dire mio padre che, insomma, essendo la presa della Bastiglia, disse questo figlio mi dà soddisfazioni già adesso che è nato, no? Io ho conservato questa cosa, nel senso che nelle piccole cose della mia vita ho sempre cercato di avere un approccio anticonformista, no? Se non altro, se non proprio rivoluzionario. Ma insomma, io ho un ricordo, ero giovane negli anni della Prima Repubblica, e ho un giudizio, non mi sono mai trovato in nessun partito politico italiano, io ho un'idea politica che esce un po' appunto rooseveltiana, liberal socialista, socialista liberale, insomma una cosa strana, una tradizione che non ha mai attecchito da nessuna parte. Però quella classe dirigente della Prima Repubblica, insomma, cialtrona, corrotta, infingata per tanti aspetti, comunque, bene o male, era riuscita a fare dell'Italia un paese in macerie dopo la guerra, insomma, una grande potenza industriale, perché l'Italia è tuttora una grande potenza industriale. Ecco, chi ha governato dagli anni 90 ad oggi non so se può rivendicare analoghe benemerenze, nel senso che la corruzione e la cialtronaggine sono un comune denominatore alla Prima e alla Seconda Repubblica, però forse c'è una qualche efficacia in meno. Detto tutto questo, allora il movimento Roosevelt di cui parlavo, e poi veramente concludo, sarà un movimento politico metapartitico. Io l'ho anche detto, sono stato invitato a Massa Carrara dalle 2 senatrici toscane del Movimento 5 Stelle, perché insomma io non ho mai fatto mistero, io ho lodato pubblicamente in interviste i pregi di alcune cose del Movimento 5 Stelle e anche molti difetti. A gennaio, primi di gennaio, il primo dell'anno, vengo chiamato da un signore della Casaleggio Associati da Londra che mi dice: Gianroberto Casaleggio ha letto il tuo libro Massoni, è entusiasta, avrebbe piacere di farle fare un'intervista per il blog. E guardate che io parlo ovunque, in qualunque contesto, insomma, dico quello che penso. Faccio questa intervista dove, che è, diciamo, la potete trovare ancora online ovviamente, e dico alcune cose, cioè dico che il Movimento 5 Stelle ha portato alcune istanze interessanti, ma è stato confuso ideologicamente, no? Ci sono componenti anziani, sono componenti liberiste, non hanno saputo, poi c'è stata una carenza di democrazia interna, c'è stato un atteggiamento liberticida verso i dissidenti, insomma, ne ho dette, c'è stata una idea, come dire, grossolana e fascistoide
dell'idea che tu devi diventare la totalità, cioè il movimento che si identifica con la società civile, che vuole aspirare al 100% per potersi, no, e quindi i partiti sono diventati inutili. Dico no, la democrazia è fatta di diversi, cioè di diversi partiti che si alleano tra loro laicamente su degli obiettivi anche contingenti, non è settarismo che vuole andare al potere per fare tabula rasa di tutto. Queste cose gliel'ho dette e devo dire, forse 2 anni fa non l'avrebbero mai pubblicata un'intervista del genere, invece l'hanno pubblicata, dando il segno, e mi è stato anche detto che queste critiche costruttive facevano bene al movimento, dando il segno che qualcosa sta cambiando di positivo, lo dico, io non sono mai stato aderente al Movimento 5 Stelle. No? E poi in Parlamento ci sono state anche 2 interrogazioni parlamentari, è stato portato il libro Massoni, è stato messo agli atti e sulla base di questo libro sono state fatte delle interrogazioni parlamentari e in particolare la senatrice Laura Bottici, pochi minuti prima di fare questa interrogazione, mi ha chiesto cosa fosse sensato dire. Lei voleva parlare del fatto che Napolitano, nel libro si racconta, l'ex presidente Napolitano affiliato alla Orologio Triais, lei voleva dire ma io porrò il problema dell'incompatibilità tra giuramento massonico e fedeltà alla Repubblica, dico ferma di non dire stronzate, perché chi viene iniziato massone giura innanzitutto fedeltà alla Costituzione democratica e alle leggi che ad essa si ispirino. Il problema da porre a Napolitano semmai è un altro. C'è una connessione tra le politiche nefaste che il governo Monti e poi il governo Letta e peraltro anche il governo Renzi hanno implementato e l'appartenenza sia di Monti che di Napolitano a determinati consessi massonici aristocratici? Punto. Ecco, e infatti l'intelligentissima e anche molto garbata e aperta Laura Bottici poi ha fatto questo tipo di intervento e le 2 senatrici toscane del Movimento 5 Stelle mi hanno invitato a presentare il libro a Massa Carrara in una platea composta in gran parte di attivisti, dirigenti del Movimento 5 Stelle, simpatizzanti. E poi ho avuto modo anche a cena, a pranzo, di parlare con loro, siamo rimasti poi in contatto. In giro per l'Italia, in certi casi, mi stanno organizzando delle presentazioni anche attivisti locali. Ecco, io a loro ho detto, guardate, ho fatto tutto questo discorso per dire cosa? Che noi non siamo concorrenziali per il momento con nessun partito, cioè noi andiamo perché abbiamo già in pancia tra i costituenti di domani persone che appartengono a diversi partiti, da destra a centro a sinistra. Perché? Qual è il discorso che noi facciamo? Noi vorremmo riunire i progressisti di tutto lo spettro politico esistente. Le differenze politiche ci sono e come? Ma la distinzione che nasce nella rivoluzione francese tra destra, centro e sinistra, quindi non si tratta di confondere, di dire non ci sono più le ideologie che non ci sono più sono quelle che era giusto che non ci siano più, cioè quella fascista, quella comunista. È bene che siano morte laddove ancora non sopravvivano. C'è un'ideologia che invece non è stata mai compiuta completamente ed è quella democratica, di cui io mi dichiaro alfiere. Ecco, allora, la dicotomia oggi, visto che ci sono progressisti sia a destra che a sinistra, ostaggi di entità politiche ovunque mediocri, e ci sono conservatori sia a destra che a sinistra. Io ho molti amici in quella che è la sinistra, anche del PD o di SEL, eccetera, ma alle volte sentendoli parlare mi sembra di ascoltare personaggi, addirittura c'è stato chi all'interno del PD ha proposto Friedrich von Hayek come punto di riferimento per una sinistra del XXI secolo. Il fratello Friedrich von Hayek, cioè insieme a Milton Friedman, a Robert Nozick, tra i teorici del neoliberismo sul piano economico, che è altra cosa, dalla fiducia nel libero mercato integrato da un ruolo importante e propulsivo dello Stato, non oppressivo ma importante e propulsivo, e anche di una visione, devo dire, cioè Friedrich von Hayek si dichiarava di essere un old Whig, cioè un liberale della scuola burkeana, Edmund Burke, massone, ex progressista, poi conservatore, che scrive nel 1790 parole di fuoco contro la rivoluzione francese, richiamando i valori della tradizione. Insomma, c'è molta confusione. Allora, il movimento Roosevelt vorrebbe unire
i sinceri progressisti di ogni latitudine politica, di tutte le stazioni della società civile, per fare massa critica e determinare un nuovo corso delle cose, non solo a livello italiano. Come? Noi faremo qualcosa in modo diverso che apparteneva a un vecchio modo di fare politica. Un tempo c'erano le sezioni territoriali dei partiti, c'erano anche le scuole di formazione dei partiti. Tu in un territorio avevi un luogo, la sezione, dove la gente andava, si confrontava spesso anche con dirigenti nazionali che venivano, no? Ma anche locali, esprimeva i propri problemi, discuteva, capiva di cose del suo territorio. Ecco, noi faremo delle sezioni metapartitiche, che avranno anche un'altra funzione molto chiara, molto evidente. Se noi abbiamo, come dire, perché tra le cose che faremo c'è anche una scuola di alta formazione politica, intitolata Delano Roosevelt. Quindi cercheremo di dare, come dire, anche a questa casta politica francamente ignorante. Voi sapete che i parlamentari italiani che hanno ratificato il Trattato di Maastricht nel 1992 manco sapevano quello che leggevano. Qualche tempo fa, poco tempo fa, è stato approvato in Parlamento il Fiscal Compact da parte di gente che qualche mese dopo ha detto, piangendo lacrime di coccodrillo, però noi così ci siamo. E in Italia il Fiscal Compact è stato approvato come un solo uomo da tutte le forze politiche e nell'assenza di un dibattito mediatico. Si è parlato di tutto. In quei giorni veniva approvato un pacchetto di leggi fondamentali per il futuro dell'Italia, delle nuove generazioni, dell'idea di società, e i media non ne hanno parlato. E poco dopo gli stessi politici che hanno votato sempre con quell'idea di credere, obbedire, combattere in base, diciamo, all'indicazione di non si sa bene chi, quindi politicanti comprati un tanto al chilo, sia in Italia che nel resto d'Europa, perché questo riguarda anche altri governi che in questi anni hanno implementato in Europa politiche suicide, no? Politiche nemiche dell'interesse pubblico. A me raccontano in Grecia, insomma, non sta andando troppo lontano, è una situazione post-bellica. Tale è il disagio sociale che si è venuto a creare. E non crediate che altrove sia meglio, non crediate che altrove sia meglio. Anche nella famosa Germania, da tanti, diciamo, evocata come una sorta di paese felice, confondendo il governo pro tempore della Germania e i fili privati che muovono questo governo con quella che è la società tedesca, in Germania ci sono milioni di persone che vivono con mini job da 400 euro. I consumi non tirano in Germania. È una politica mercantilista tutta volta alle esportazioni, per una visione strategica. Non gli interessa a nessuno dei governanti tedeschi di quello che è la diffusione di prosperità e la redistribuzione della ricchezza. Allora, detto tutto questo, noi come Movimento Roosevelt vorremmo insegnare i presupposti della democrazia e quindi di come una società democratica può vivere sostanzialmente, non formalmente. E lo faremo in questo modo, sia verso il basso, con le sezioni metapartitiche in ogni luogo dove la gente possa venire a confrontarsi, a parlare, a conoscere, ad essere consapevole di sé come cittadino, e lo faremo con una scuola di alta formazione rivolta alle classi dirigenti. E faremo altre cose, nel senso che cercheremo di attivare, tramite una fondazione Roosevelt che affiancherà anche il movimento, di attivare anche degli interventi precisi sui territori, cioè mostrare quello che oggi andrebbe fatto. L'Italia è un paese che soltanto per le infrastrutture carenti, per la mancata cura del territorio, ci sarebbero lavori da fare, quindi lavori per aziende, per liberi professionisti, per artigiani, per gente che sarebbe assunta, no? Ci sarebbe per i prossimi secoli da lavorare. E vogliamo fare un'altra cosa importante, che taglia anche un nodo spesso, come dire, veramente stucchevole di discussione. Voi avete sentito parlare degli difensori dell'articolo 18, i suoi, diciamo, invece distruttori, le grandi discussioni, il lavoro, la tutela. Ecco, noi vorremmo fare due cose semplici, a proposito di Dichiarazione universale dei diritti umani. Noi vorremmo
costituzionalizzare il diritto al lavoro. Nella Costituzione italiana c'è scritto che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, che non significa niente. Nel senso che sì, è fondata sul lavoro, però quanti sono i disoccupati? È sempre fondata sul lavoro, ma i disoccupati ci sono. Ecco, noi vorremmo introdurre il principio che così come si ha diritto a votare ed essere votati, a parlare, ad associarsi, a criticare, eccetera, 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 a pregare come si crede, c'è il diritto a ciascuno in base ai propri talenti, quindi voglio dire ciascuno in base a quello che sa, può fare, può formarsi durante la vita, nel farsi. Ciascuno dovrà avere diritto a un lavoro nel settore pubblico o privato, istituendo un'alta autorità per la piena occupazione, il concetto di piena occupazione. Di nuovo lo scettico dirà: ma i soldi per fare tutto questo dove li trovi? Ecco, e torniamo al problema della moneta. In realtà la moneta non manca. Vi do la lieta novella che mentre qui si discute del fatto che forse sforiamo il 3% del debito, abbiamo il deficit PIL, il debito PIL, la massa dei prodotti derivati in giro, finanziari derivati in giro per il mondo è 54 volte il PIL mondiale. Ecco, e la moneta dal 1971 in avanti è moneta fiat, che vuol dire, attenzione, non è quell'idea ingenua per cui tu puoi, come dire, immettere tutta la moneta che vuoi e così sopperisci alle esigenze di tutti. No, in un sistema economico tu devi tenere presente un equilibrio tra produttività e spinte inflattive. Quindi di nuovo ci vuole una visione, che non può essere, il mercato deve essere libero, ma è altra cosa dal mercatismo integralista, no? Allora, ci vuole una visione pubblica, democraticamente legittimata, che, come dire, sappia progettare per la, diciamo, la comunità di cittadini che deve amministrare delle linee di sviluppo. In queste linee di sviluppo si investono soldi pubblici, ma c'è un ritorno, perché se io ho un sistema dove la gente, come dire, è in grado di lavorare, di vendere prodotti e di consumare, tutto questo crea ricchezza, la ricchezza si ridistribuisce, è una ricchezza che va a beneficio anche, diciamo, di quell'erogatore pubblico che a suo tempo l'ha messa in circolazione. E ci sono i sistemi per tenere sotto controllo le spinte inflattive. Ma questo è un equilibrio. In un paese africano o asiatico o latinoamericano dove magari non ci sia una grande struttura produttiva, è chiaro che voglio dire, l'emissione di denaro pubblico diventa un problema enorme. Il sistema non regge, ma non nel ricchissimo Occidente. Va bene? Ecco. Allora, tutto questo quindi vuol dire che noi vorremmo da un lato immaginare la costituzionalizzazione del diritto al lavoro, dall'altra dare a questo punto agli imprenditori la facoltà di assumere oggi e di licenziare domani. Nel senso, così abbiamo tagliato alla radice il problema, perché quel lavoratore che oggi è assunto e domani è licenziato, dopodomani ha comunque garantito il lavoro, non l'ammortizzatore, la fresca, la cassa integrazione, no. Una persona, a meno che non rinunci, perché per un periodo si dà l'eremitaggio, vuole vivere, diciamo, contemplando, parlando agli uccelli, una persona deve avere diritto al lavoro, in base, naturalmente, ai suoi talenti e ai suoi percorsi di formazione, eccetera. Tutto questo, quindi, in sostanza, il movimento Roosevelt farà tutto questo su un piano metapartitico se sarà efficace, nel senso che noi vorremmo fare in modo che la classe dirigente diventi più consapevole, che i cittadini diventino più consapevoli e vorremmo anche fare degli interventi mirati sui territori per dimostrare quello che si può fare, drenando risorse pubbliche e private. Ci sono anche nell'Europa matrigna di oggi, molto spesso sanno attivare dei fondi di investimento a disposizione perché c'è un'imperizia tecnica anche nel diciamo, cercare di ottenere questi fondi. Ecco, noi abbiamo un personale di primissimo piano e una filiera di relazioni che ci consentiranno di utilizzare al meglio anche queste risorse. Quindi cercheremo di lasciare, cioè sui vari territori, il marchio rooseveltiano. E diremo ai politici esistenti, partiti politici esistenti, venite ad abbeverarvi a questa
senza presunzione, oggettiva sapienza tecnica e ideologica, se ritenete, e magari i vostri candidati elettivi saranno rooseveltiani, cioè saranno persone da destra, centro-sinistra, che hanno inoculato una nuova visione, no, dell'ethos pubblico, delle prospettive. Se questo non bastasse, il movimento Roosevelt diventerà direttamente partitico e andrà a chiedere il consenso dei cittadini. Ma questo sarà un processo semmai futuribile. Io mi taccio, volevo che fossero chiari questi due passaggi, cioè questa operazione editoriale che inizia con questo volume non è fatta soltanto per il gusto del libero pensare, pure cosa importantissima. Questo è uno strumento d'analisi, ma se poi voi, dopo aver tanto capito, non fate niente, io temo che, come dire, non cambierà nulla. Se si vuole essere sovrani, bisogna meritarselo e bisogna anche sapersi impegnare. Chi vuole lo farà col movimento Roosevelt, venendo domani a Perugia, oppure c'è un sito del movimento Roosevelt dove si vede come si può aderire, qual è il programma di domani. Ma siccome il cammino sarà lungo, quindi chi vorrà avvicinarsi al movimento Roosevelt lo potrà fare dopodomani, prossime settimane, mesi, eccetera. Chi si senta più vicino ad altre cose si vada ad impegnare, ma pretenda in tutti quei luoghi in cui andrà ad impegnarsi parole chiare su quella che è la prospettiva. Perché io temo che, sì, la classe dirigente italiana, e non solo italiana, è stata mediocre, ma coloro che hanno votato questa classe dirigente non sono migliori. Tutti noi dovremmo guardarci allo specchio dopo aver mugugnato e chiederci quanto siamo consapevoli dei processi importanti che ci circondano e che cosa facciamo per cambiare quello che non ci piace. Grazie. Allora, intanto, vabbè, mi dispiace non vedere la platea e di non poter quindi salutare personalmente vis-à-vis. Mi scuso per non essere venuto, questa è la prima cosa che voglio fare, solo spendo 30 secondi, diciamo, per giustificare questa mia assenza, perché purtroppo certe volte, diciamo, di fronte a anche impegni importanti come era questo, ci sono e ho dovuto mettere sulla bilancia un impegno con un'amicizia con una persona a cui sono legato, ma tantissimo, che è Solange, e quindi mettere dei problemi avanti a una serata pure importante come questa, considerando, diciamo, mettendo sulla bilancia i danni che si sarebbero verificati con una mia assenza qui questa sera con voi, o con un'assenza invece in un momento particolare, diciamo, della vita di Solange, di Gioele e di quello che secondo me rappresenta questo libro in questo momento storico, politico, ma anche non solo politico, ma anche dal punto di vista storico, cioè nel senso proprio di chi studia la storia e di come ci dobbiamo porre rispetto allo studio della storia. Allora, io conosco Gioele da parecchio tempo, dal punto di vista, diciamo così, culturale, per quello che scrive e per il sito che ha. Quando ha scritto questo libro, che si intitola Massoni, l'ho giudicato da subito, e continuo a essere convinto di questo, uno dei libri più importanti che è stato scritto in questi ultimi decenni, forse il più importante. Da che punto di vista? Da tanti punti di vista. Anzitutto dal punto di vista storico, nel senso è importante per far capire determinati processi storici come avvengono, perché Gioele ha detto una cosa giusta parlando, ha detto i libri di storia raccontano una serie di avvenimenti, una serie di fatti, ma non ci raccontano mai il perché. Io mi ricordo quando andavo a scuola che studiavo la prima guerra mondiale, studiavo la seconda guerra mondiale, studiavo una serie di fatti e devo dire che mi rimaneva sempre un senso di vuoto, cioè non riuscivo a capire il perché, cioè mi dicevo o siamo governati da un branco di dementi oppure la storia così come ce la raccontano non quadra. Non quadra che una prima guerra mondiale possa scoppiare perché un pazzo scatenato spara all'arciduca Francesco Ferdinando. Non è un fatto tale da giustificare milioni di morti.
La seconda guerra mondiale. Ci raccontano che Hitler si arma, questo cattivissimo dittatore, a un certo punto parte, si annette l'Austria, poi si annette la Cecoslovacchia, poi conquista la Polonia, poi a un certo punto scatena la guerra alla Francia. Ma in tutto questo frangente, perché non l'hanno fermato prima? Visto che i suoi piani, tra l'altro, erano molto chiari già leggendo il suo libro Mein Kampf. Allora, la domanda è, ma l'Inghilterra, la Francia, la Spagna e tutti gli altri stati, ma che facevano mentre stavano a guardare? Per quale motivo Hitler si annetteva l'Austria e il giorno dopo andava a braccetto con Churchill o con il presidente francese? Perché? Qualcosa mi sfuggiva, insomma, nello studio proprio degli avvenimenti storici. Ecco, il libro di Gioele Magaldi fa capire, non dico per la prima volta, ma comunque in modo chiaro per la prima volta, senz'altro, il perché dei principali avvenimenti storici. Ci sono infatti una serie di domande irrisolte per il cittadino normale, anche che riguardano la storia di oggi. Ad esempio, la storia, l'economia e la politica. Facciamo diciamo un trio di questo tipo. Molti di voi si domanderanno, come mi sono domandato io per tanto tempo, come mai i politici dicono sempre le stesse cose? Perché ad ogni finanziaria dal 1947, quando c'è stata la Repubblica, ogni finanziaria i politici hanno sempre chiesto sacrifici. Cioè dal 1947 al 2014 ci sarà ben stato un anno in cui dicessero, ma guardate, no, quest'anno i conti sono in pareggio, le tasse rimangono uguali. No, dal 1947 ad oggi, ripeto, c'è sempre stata una continua richiesta di sacrifici a varie classi sociali. Perché questo? C'è qualcosa che non va. Cioè c'è qualcosa che non va nel fatto che la politica vada in una direzione e sia sempre uguale e nessuno fermi questa direzione. Siamo in un periodo di crisi economica, quindi andiamo ai fatti di questi ultimi mesi, di questi ultimi anni. Siamo in un periodo di crisi economica da anni, benissimo. Allora la domanda è, ma come salta in mente a Renzi di aumentare l'anticipo delle tasse che professionisti e imprese devono dare e che quindi devono pagare annualmente l'anticipo dell'anno successivo, no? Si paga in Italia, come fa ad aumentarlo dal 99 al 102%? Cioè in un periodo di crisi in cui le imprese e i professionisti hanno chiaramente scarsità di liquidità, tu mi fai pagare addirittura in anticipo le tasse dell'anno prossimo e per giunta me ne fai pagare il 102%, presupponendo che io l'anno prossimo debba guadagnare di più? No. Allora, scusate, qualcosa non quadra in questo sistema. Non quadra qualcosa così come ce lo raccontano in TV, non quadra qualcosa così come ce lo raccontano i giornali. Ecco, il libro Massoni ci dà la possibilità di capire la visione di Gioele Magaldi, la visione di una parte della massoneria, la visione anche di una parte di quel mondo chiamato complottista, quasi con spregio, ma di cui io in realtà mi onoro di farne parte, perché è una parte di mondo che semplicemente non è che vede complotti dappertutto, non è paranoico, semplicemente crede che dietro agli avvenimenti principali della storia ci siano altre ragioni che non vengono raccontate alle masse. Bene, allora perché il libro di Gioele è fondamentale ed è uno dei libri più importanti di questi ultimi decenni? Perché nessuno aveva mai raccontato dall'interno della massoneria e dall'interno di quegli organismi che i processi decisionali li prendono per davvero, per tenere però all'oscuro le masse di questi processi decisionali, ed è la prima volta che qualcuno dall'interno ci dice guardate, le cose stanno così, guardate, il periodo della segretezza, come ha detto Gioele nel discorso precedente, è stato molto chiaro in questo, è finito. C'è stato per secoli, perché i massoni sono stati perseguitati per secoli, ma oggi non sono più perseguitati. Oggi viviamo in una società che teoricamente, perlomeno a livello costituzionale, delle principali nazioni del mondo, dovrebbe essere una società libera, in cui quindi il segreto non deve più esistere, perché non è
un presupposto sano per una società democratica, veramente democratica. E perché non è un presupposto sano? Perché la democrazia si basa sul potere, tra virgolette, sovrano, questo termine l'ha usato Gioele diverse volte, del popolo. Ma per poter decidere qualcosa, il popolo o anche i politici, chiunque debba decidere qualcosa, anche solo mettere un voto su una scheda, deve essere informato su come stanno le cose. Per poter decidere quale politico votare dobbiamo essere informati bene, non dobbiamo essere informati solo sulle TV. Per poter decidere qualcosa in materia economica bisogna conoscerla questa economia. Ha detto un'altra cosa giustissima Gioele, siamo arrivati al paradosso che anche la classe politica, cioè anche i politici che siedono in Parlamento, il 90% di essi non conoscono le materie su cui legiferano. Cioè vanno a fare leggi in materia economica, in materia fiscale, in materia di qualsiasi altra cosa e non conoscono le basi di quelle cose su cui loro decidono. Beh, questa è una situazione molto grave, ma comunque, tornando al libro di Gioele, nel momento in cui si riesce a capire chi prende le decisioni e perché, e qual è il motivo per cui vengono prese certe decisioni a livello economico o ad altri livelli, ecco, si diventa un po' più consapevoli. Il libro di Gioele quindi è il primo libro che racconta dall'interno queste cose. Qualcuno obietta, non è vero, ci sono stati altri libri. Allora, questa è un'obiezione che ho sentito fare spesso su forum o su Facebook. Ci sono stati altri libri, ma avevano caratteristiche assolutamente diverse. C'è stato il libro di Leo Taxil, ad esempio, ma che si è poi rivelato un falso per sua stessa ammissione, perché disse che aveva raccontato delle cose completamente false. Peraltro le cose che raccontava questo tizio che ho appena nominato non avevano assolutamente nessuna attinenza con le cose invece molto importanti che ha raccontato Gioele. Ci sono stati i libri di Leo Zagani, ci sono ancora per chi li trova, ma trattano altre cose con un altro taglio. È la prima volta che viene dato un taglio di questo tipo da un massone, ripeto, all'interno di questi organismi decisionali. Quindi è un libro con cui necessariamente in futuro chiunque studi l'economia, chiunque si occupi di politica o anche chiunque si occupi di fatti che Gioele racconta abbastanza bene, come l'11 settembre o l'omicidio Kennedy o l'attentato a Giovanni Paolo II o altri fatti di questo tipo, rivelando notizie che non erano mai state rivelate prima di questo momento, beh, chiunque si confronti con questi argomenti dovrà necessariamente perlomeno leggere il libro di Gioele per poi magari criticarlo, certamente, però non se ne potrà tener conto, perché chi non terrà conto di queste cose che dice lui inevitabilmente farà un'operazione di disinformazione. Di disinformazione ce n'è già parecchia. La maggior parte dei libri che escono oggi sono, specialmente se trattano temi politici, economici o storici, sono libri di pura disinformazione. La prima grossa, infatti, disinformazione che viene fatta da sempre è quella di non far capire a livello storico nei secoli qual è l'importanza della massoneria, qual è stata l'importanza della massoneria nel favorire determinati processi di cambiamento della società. La massoneria è dietro alla rivoluzione russa, è dietro alla rivoluzione francese, è dietro all'unità d'Italia, ma salvo pochi accenni, come ha detto Gioele nel suo discorso, alla carboneria e alle società segrete, ma proprio un accenno banalissimo, non si dice altro. Invece, e questa è un'opera appunto di disinformazione. Il libro di Gioele permette di recuperare appunto questo tipo di informazioni. Io, dal momento che siamo in questa situazione di videoconferenza, terminerei qui il mio intervento. Rimango in ascolto, ma penso che la cosa più importante adesso in questo momento sia fare domande a Gioele e permettergli di rispondere. Vi posso anche incitare a fargli domande anche pesanti e provocatorie, perché la cosa che mi colpisce molto favorevolmente di Gioele è come riesce sempre a
rispondere con eleganza e con molta competenza anche alle domande più provocatorie. Certe volte le parti più divertenti di alcune sue conferenze sono state proprio le domande provocatorie. Quindi voglio però però finisco solo con una cosa. Parlo un attimo, accenno alle critiche al libro di Gioele, critiche che ovviamente ci sono. La prima grossa critica che si fa è quella delle prove. Mancano le prove, dico, nel libro di Gioele, ma sulle prove ha già risposto Gioele e le prove ci sono e forse ci sarà modo di farglielo dire ancora una volta, anche se poi l'ha accennato proprio in apertura del discorso, che come queste prove verranno sia inserite nel libro sia comunque verranno offerte al pubblico se ci fosse necessità. Ma un'altra critica è non parla di questo, non parla di quest'altro, mancano dei determinati argomenti. Ecco, la cosa che mi sento di dire in generale a chi critica il lavoro di Gioele Magaldi è che criticare è facilissimo, è la cosa più facile del mondo. Si può prendere qualsiasi libro e dire manca questo, manca quest'altro, poteva essere fatto così, poteva essere fatto cos'ha. No, parliamo invece della pars construens di ogni libro. Ogni libro può fornire qualcosa. I libri degli ultimi decenni in materia economica o storica hanno fornito molto poco. Il libro di Gioele fornisce moltissimo, poi ovviamente potrà essere criticato per alcuni aspetti, ma spetta a quei critici e a quei detrattori casomai di colmare le lacune con altri libri loro. È così che si fa la cultura, è così che procede la società, è così che la società progredisce non solo con le critiche, progredisce prevalentemente con la costruzione. E qui chiudo poi, il libro di Gioele Magaldi è, dal punto di vista della pars construens della società che verrà, un libro che rimarrà, secondo me, fondamentale per decenni. Chiudo. Bene, passiamo alla fase delle domande. Qualcuno? Ok. Un'altra critica che le si muove e che non mi trova d'accordo è che taluni dicono che lei vede massoni ovunque e dietro ogni cosa. Ma la mia domanda non è tanto questa. Io ho letto il suo libro con grande interesse, così come gli articoli che pubblica sul sito o le varie interviste. E ho avuto l'impressione che lei veda, e mi corregga se è un'impressione errata, la prego, una specie di determinismo in quello che accade, cioè il tal gruppo di potere, sia esso massonico, paramassonico, quel che è, si muove in un certo modo e quindi il risultato è questo o quell'altro. Mentre l'impressione che ho io è in realtà, in un certo senso, che ci si muova nell'ambito di un sistema complesso, cioè che sono così tante le forze che è praticamente impossibile prevedere quelli che saranno i risultati, così come è facile sentir parlare di, non so, Stati Uniti, Germania, Italia o più facilmente servizi segreti, magistratura, come se fossero dei Moloch, delle entità unitarie, cosa che chiaramente non sono. Perché è importante? Le chiedo una riflessione o di farmi capire meglio qual è la sua visione su questo. Ma allora, intanto, appunto, non è vero che io veda massoni dappertutto, tant'è che nel libro si racconta proprio di due personaggi anche importanti, no? Come i fratelli Kennedy, che John Fitzgerald Kennedy non fu mai iniziato alla massoneria e anzi la sua fu l'elezione del primo presidente cattolico. C'ha qualche problema? Vabbè, alzo la voce. Sì, fu la prima elezione del primo presidente cattolico degli Stati Uniti in contemporanea con il primo papa massone, primo e unico papa massone, Angelo Roncalli, Giovanni XXIII. Così come viene spiegato che anche Robert Kennedy non fece a tempo a essere iniziato massone, anche se era in previsione. E questo vale per tanti, non di meno a monte di quella duplice elezione imperiale, nel senso che gli Stati Uniti sono, potremmo dire, nei rapporti con la Chiesa, sono gli eredi di quel potere laico imperiale, insomma, di altri tempi, e quell'operazione
era stata un'operazione progressista che portò al Concilio Vaticano II, comunque elaborata in casa massonica. Quindi un conto è individuare una matrice massonica di certi eventi, e un conto è il gioco delle figurine al quale io mi sottraggo. Nel libro la casa editrice ha voluto, in modo un po' impressionistico, per finalità commerciali, anche mettere nei risvolti alcune figure di massoni importanti con le affiliazioni. Insomma, io queste operazioni sono un po' restio, no? Nel senso che nel libro si parla di massoni e non massoni, quindi respingo questo. Per quanto riguarda il determinismo, parimenti la mia visione, la mia Weltanschauung, la mia visione delle cose è che nella vita degli esseri umani bisogna rifuggire da due cattive percezioni. Una è proprio quella deterministica, no? Per cui le cose, poco importa se si tratti di un determinismo laico o religiosamente ispirato, cioè ritenere che vi sia una provvidenza, un destino, un fato, no? Non ci sia nessuno spazio per la libertà e quindi si individua sempre. E questo in fondo poi è l'idea complottista. E nel libro in realtà io sono molto severo, c'è una critica del modo di pensare, della ratio cogitandi complottista, e vengono confutati anche diversi topoi, diversi luoghi comuni della biografia e della letteratura complottistica. Il complottismo è quell'idea che il potere sia una cupola unitaria, monolitica, no? E quindi tutto è un muoversi di burattini rispetto poi a questa cupola malamente percepita e anche malamente raccontata. D'altra parte bisogna rifugire anche da quell'idea molto in voga nella narrazione mainstream dei nostri giorni, secondo cui appunto la storia e la cronaca si possono raccontare e leggere con i comunicati stampa ufficiali, le veline dei TG, gli approfondimenti soporiferi nei talk show, no? Le dichiarazioni. No, cioè, in un mondo in cui si spendono miliardi di dollari per servizi di intelligence privati e pubblici, evidentemente, diciamo, c'è un back office delle cose, no? Ecco, allora, iniziamo a dire che le persone, siano esse ordinarie, siano investite di responsabilità, talvolta dicono la verità, talvolta mentono, talvolta appalesano, talvolta dissimulano. Ecco, quindi, e allora in mezzo a questo c'è un altro tipo di analisi, e cioè che guai a pensare che comunque i processi storici avvengano solo a caso. Il caso c'è, però ci sono anche le intenzionalità umane, no? La narrazione mainstream spesso sembra, come dire, invocare questa idea del caso, del caos e del caos, per cui insomma alla fine, ecco, insomma, se si tratta di questioni economiche c'è stata un'insipienza al massimo, non si è capito che, poi si comprende cosa. No, io credo che, senza andare a pensare a complotti, ci sono progetti umani, nelle nostre vite ci sono progetti, ci sono alleanze, ci sono strategie, nei piccoli ambienti di lavoro ci sono, come dire, gruppi di interesse, no, che fanno delle cose. Immaginiamo su scala più larga. Quindi, detto tutto questo, c'è un problema che poi è quello che aveva evocato Paolo, cioè prima ne parlavamo, prima di venire qua su, no, qui sotto, mi diceva Stefania, riferendosi a alcuni personaggi che hanno fatto una recensione un po' stralunata del mio libro, e mi rimproveravano, dice: ma tu non hai messo in risalto il potere dei gesuiti? Questa è una domanda che mi ha fatto anche un amico che è qui in sala tempo fa, alla presentazione scorsa a Vittorio Veneto, no? Sto potere dei gesuiti. Io poi ognuno può pensarla come crede, ma deve anche argomentarlo. Cioè, se noi leggiamo correttamente la costruzione della contemporaneità, ci rendiamo conto anzitutto che i gesuiti, perché poi io sarei curioso di chiedere a queste persone: ma voi la conoscete la storia dei gesuiti? L'avete mai studiata? Cioè, al di là del fatto di prendere, no, da copiare e scopiazzare da una serie di libri che ripetono sempre la storia, i gesuiti, la nobiltà nera, non si capisce nemmeno che cos'è, tutta una serie di altri soggetti non meglio precisati, ma dico, la conoscete la storia dei gesuiti? Cioè, i gesuiti sono stati una cosa fino a Pedro Arrupe e un'altra cosa dopo Pedro Arrupe. Sono
stati la quinta colonna reazionaria e conservatrice della Chiesa, però anche, diciamo, l'ordine più attento a interessarsi e a comprendere le culture altre, a comprendere gli strumenti scientifici, filosofici della modernità, per utilizzarli poi in chiave antimoderna. Questo fino agli anni, diciamo, alla metà circa del Novecento. Poi c'è stata una inversione completa di tendenza. Con Pedro Arrupe e una serie di altri personaggi, i gesuiti sono diventati l'ala più progressista della Chiesa. E poi tant'è che sono stati commissariati da Papa Wojtyła, altro papa conservatore, traditore in qualche modo, per quanto grande personaggio, carismatico, per certi aspetti anche interessante, per certi aspetti anche parzialmente lodevole, vedi diciamo gli incontri di Assisi, ecumenici, eccetera, però sostanzialmente conservatore, con un prefetto per la congregazione della dottrina della fede che era Joseph Ratzinger, quindi un carisma esterno, accattivante, affabulatorio, e una sostanza conservatrice, e un commissariamento dell'ordine dei Gesuiti troppo avanti ritenuto. Quindi Gesuiti, però in ogni caso la obiezione più grande che io faccio a chi dice questo, poi spiego perché sto dicendo questo, mi sto soffermando su questo, cioè che in realtà tutti gli ordini religiosi e la cattolicità nel suo complesso è stata sconfitta nella sua egemonia che ha esercitato nei secoli premoderni. Cioè il soggetto storico, il potere temporale della Chiesa, che oggi si articola comunque come potenza economica, ma è una potenza economica articolata, non c'è nemmeno una, nonostante ci sia un Papa, insomma, ci sono conferenze episcopali che fanno storia a sé, che sono poteri a sé, ma insomma, in ogni caso, le grandi decisioni che strutturano l'andamento del pianeta non sono distillate ormai da tempo in ambito cattolico, quindi sono distillate in altri ambienti che sono massonici, ma ambienti che sono anche intrinseci. Ci sono una serie di soggetti equivalenti in dialettica tra loro. No, questa è la tesi, poi ognuno potrà, ripeto, contestarla. La matrice del mondo che conosciamo, nei suoi pregi, nei suoi difetti, nei suoi luci, nelle sue ombre, è intrinsecamente massonica. Anche quando si colora diversamente, nel senso che appare diversamente. E se è una matrice massonica, evidentemente è in ambito massonico che va chiarito chi fa cosa e perché e come. E senza determinismo, perché non si tratta di monoliti. Nel libro, proprio a proposito dei servizi segreti che tu citavi, si racconta di come, per esempio, i tre golpe italiani, che qualcuno poi ha raccontato come in realtà golpe che non erano reali, insomma così, ma che invece furono progettati e si voleva realizzarli, furono sventati da alcuni quadri intermedi della famigerata CIA, no? Per dirla all'italiana, i quali, come dire, segnalarono che i loro superiori erano diciamo, d'accordo con altri soggetti plurali, si fanno nomi e cognomi, per fare determinate cose. Persino all'interno dei servizi britannici vi furono dei conflitti in quegli anni su questa questione dei golpe in Italia del 69, del 70 e del 74. Quindi il libro è tutto tranne che, come dire, un racconto monolitico, e spiega anzi le nervature, e poi questo verrà fatto ancora ulteriormente nei prossimi volumi, ma spiega proprio le minuzie, le differenze che esistono in un contesto che però ha una matrice precisa, che è massonica. Potremmo usare una metafora, no? C'è quel film famoso, Matrix, quella serie di film famoso, che peraltro è un film, viene accennato nel libro Massoni, verrà spiegato nei prossimi volumi, è un film insieme ad altri, immaginato, diciamo, realizzato e distribuito per finalità massoniche progressiste. Poi mi riservo di spiegare perché, in un certo momento storico. Mettiamola così, per chi sa qual è il tema dominante di Matrix. L'aria che noi respiriamo, no? Il contesto, l'atmosfera creata nel bene e nel male, e io ci vedo molte luci, le ombre appunto sono recenti, è un'aria intrinsecamente massonica.
Gli altri, che pure sono stati protagonisti di epoche premoderne, senz'altro la Chiesa cattolica, il mondo, la cattolicità in quanto tale, cioè in quanto latrice di valori, in quanto tale voglio dire, poi ci sono, anch'io sono cattolico a modo mio, ma insomma ci sono cattolici poi conservatori, progressisti, però dico la cattolicità come idea della società, che era un'idea non liberale, non democratica, orientata in modo clericale, cioè i roghi che noi oggi voglio dire, stigmatizziamo in altre culture sono anche una nostra tradizione, no? Ma non è questione di quale religione, è che se la religione, grazie alla idea massonica della società laica e delle istituzioni laiche, la religione diventa appunto sorretta da libertà di culto per tutti e per ciascuno, noi abbiamo una via dello spirito anche religiosa che diventa una cosa, a mio parere, più apprezzabile. Laddove invece ci sia una società ierocraticamente, autocraticamente orientata, tu hai un'altra atmosfera, no? Era l'atmosfera per cui qualche secolo fa, noi qui, nel cattolicissimo Veneto, no? Insomma, ma in qualunque landa noi non avremmo potuto venire qui a discutere. Signori, bisogna essere chiari. Allora, quel tempo non c'è più. L'egemonia di quel tempo non c'è più, anche se qualcuno lo rimpiange. Io sono stato a Potenza in una bella presentazione del libro e c'era un interessante personaggio, un teologo, insomma, il quale mi citava, secondo lui, la corretta. Lui era molto contento del libro, ma lui lo piegava, diciamo, lui serviva il libro per poter dare addosso alla massoneria in quanto tale. Io ovviamente ho messo alcuni puntini, ma lui diceva no, perché Pio IX, Pio X, Pio XI, dico guarda che tu stai parlando di pontefici che hanno avuto una certa idea del cristianesimo, la tua idea del cristianesimo non è l'idea del cristianesimo tout court. C'è un'idea moderna del cristianesimo, figlia della dialettica del cristianesimo stesso con la massoneria. Voglio dire, oggi tutti gli ambiti sono caratterizzati da una serie di landmarks, e uso non a caso questo termine, massonici. La libertà di culto è una delle 4 libertà fondamentali, insieme alla libertà dal bisogno e alla libertà dalla paura, la libertà, diciamo, di coscienza e di parola, pronunciate da Franklin Delano Roosevelt in un tornante drammatico della nostra storia, quando appunto alcune dittature sembravano far ritornare indietro, no, lo sviluppo democratico verso un orizzonte di nuovo liberticida. Però tutto questo significa che è inutile parlare di altri poteri. E allora il mio non è determinismo panmassonico, è che obiettivamente i processi storici sono stati quelli, hanno avuto quei protagonisti ed è normale che se tu costruisci qualcosa ne rimane il controllore, no? Cioè se tu costruisci la contemporaneità e poi nel bene e nel male ne occupi i luoghi più significativi, nella finanza, nei media, nell'economia reale, e poi dipende l'uso che ne fai di questo potere. Allora, io non ho letto il suo libro, sono molto contento di essere qui stasera, ho sentito delle cose molto interessanti e mi riallaccio a quello che ha detto riguardo al movimento che vuole fondare. Ci trovo molte analogie col Movimento 5 Stelle in quello che ha detto, almeno delle cose, per come l'ho capito io, insomma. Io spiego, un attivista, insomma, del Movimento 5 Stelle. C'è molta empatia in questa fase, io spero che duri, insomma. Sì, ma ecco, diciamo, ci trovo molti punti di collegamento. In particolare il fatto che ci si deve attivare, no? Il fatto che lei dice, beh, siamo qua, non possiamo continuare a lamentarci e dobbiamo fare qualcosa. E questo è proprio un tratto tipico del discorso del Movimento 5 Stelle. Bisogna anche sapere però come e verso dove ci si attiva. Certo. Allora, quando il Movimento 5 Stelle ha fatto quel bel risultato elettorale nel 2013, è stato additato da Morgan Stanley che c'era per la stabilità mondiale, almeno questo è quello che so io, insomma. Da chi, scusami, non ho capito? Da Morgan Stanley. Ah, ok. Allora, si è attivato subito contro il movimento
tutta una macchina anche mediatica per screditarlo, e che praticamente non fa trapelare niente di quello che è il Movimento 5 Stelle attraverso la televisione, eccetera. Credo, almeno questa è la mia opinione. Io penso che un altro movimento che combatta il sistema attuale, come può essere il suo, soffrirà analogamente di un'opposizione dei media mainstream, diciamo. Quindi lei come pensa di superare questa difficoltà? L'idea di andare presso la gente, fare attività sul territorio, ce l'ha anche il movimento, però la porta avanti con estrema difficoltà. Ecco, quindi questa è la domanda. Allora, io ribadisco che io ho sempre avuto nei confronti del Movimento 5 Stelle in dichiarazioni pubbliche e anche private, non faccio differenza tra quello che dico in pubblico e quello che dico in privato, una lode per alcune cose buone, credo l'ispirazione sia ottima e anche molte persone sono ottime, quelle che ho conosciuto, però anche, soprattutto nella prima fase, adesso spero che certe cose mi pare si stiano, una carenza sul piano ideologico e programmatico, una confusione, un magma, no? Naturalmente figlio del fatto che si trattava di raccogliere anche molto scontento, molti no, molta insofferenza, molta voglia di riappropriarsi, no, di una partecipazione, però mancava una bussola, mi dicono dirigenti vari, parlamentari del Movimento 5 Stelle, che addirittura adesso si stiano organizzando letture collettive del libro Massoni, perché pare, dicono, che insomma, questo libro dia rispetto anche alla confusione nell'interpretazione della realtà, della contemporaneità, invece una serie di punti fermi, no? E dia quindi una sostanza a quello che era molto magmatico e friabile. Detto questo, mi è stato anche detto, lo posso dichiarare qui, mi è stato detto da parte di alcuni dirigenti, dice io gli contestavo, voi dovreste allearvi con qualcuno, cioè se voi foste alleati a suo tempo, dopo le elezioni del 2013, aveste proposto quantomeno dei punti su cui allevarvi, avreste impedito l'ennesimo governo consociativo, a ribasso, perché, ripeto, ci si allea tra diversi e poi se l'altro non riesce a fare cose degne, lo molli, però non puoi dire programmaticamente io non mi alleo finché non ho il 100% e nemmeno al 51% puoi arrivare, no? Ecco. E loro mi hanno risposto, dice ma noi con voi per esempio ci alleeremmo, dice perché non vi sporcate le mani e invece di farlo metapartitico non lo fate subito partitico? Ecco, io ti rispondo come ho risposto in diverse occasioni a questo tipo di istanze di recente, cioè perché serve un qualcosa che non sia percepito come concorrenziale e ostile, cioè noi vorremmo parlare come movimento metapartitico a tutti e a ciascuno, veramente unire i progressisti, i liberi e forti, no, di ogni latitudine, non vorrei usare un termine massonico, unire ciò che è sparso. Detto questo, il problema dei media, certo che c'è, ma io oggi mentre venivo mi telefonavano alcuni insieme a me, tra i fondatori del Movimento Roosevelt, dice ma ha telefonato il direttore Caio, ma ha telefonato questo, dice volevano sapere, dico guarda, fai tu, io questa convention è una prima tappa di cosa giuridica, sarà a porte chiuse peraltro, dico poi da qui a un anno a Roma vogliamo fare una grande kermesse perché a Roma ci sarà una sorta di strutturazione sovranazionale del movimento, questo è il primo patto formale, cioè, quindi io sto volando basso, no? Non mi interessa granché dei media, io sto facendo un lavoro in questo momento molto più porta a porta, no? Cioè non mi interessa la narrazione mediatica quanto andare a incontrare, e per me è un'esperienza straordinaria andare sui territori, io mi sto rendendo conto che sto conoscendo l'Italia adesso veramente, eppure sono uno che ha viaggiato molto nel mondo, ha viaggiato molto in Italia, però mi rendo conto andando a parlare di certe cose e poi incontrandomi la sera, la mattina, nelle scene sui territori con le persone, è un altro sapore. Ecco, questo è un ritorno a una politica che se ne fosse, consentitemi il passaggio, anche della copertura mediatica standard. Quella verrà, perché comunque c'è un ventremollo del sistema mediatico, non esiste la cupola, ci sono tante cose. Io
devo dire, anche il libro ha avuto sì una copertura mediatica, ma non abbastanza. Io ho realizzato delle interviste televisive perché mi venivano proposte delle appunto interviste a babbo morto, cioè io faccio l'intervista, la registro, poi la monto come dico io. Come già sono stato diciamo vittima con Report, con la Gabbia, di interviste di questo tipo, quindi adesso. Detto questo, sì, verrà poi una fase in cui però, lo devo anche dire, insomma, io non sono un profeta disarmato, esiste una filiera massonica progressista nel mondo e quindi quando sarà il momento, insomma, noi suoneremo le nostre campane anche sul piano mediatico. Detto questo, anche a favore, non soltanto a favore nostro, anche a favore, questo lamento che fai tu, ne ho parlato anche in quell'intervista data al blog di Grillo, riconoscendo che certo, molto spesso anche le attività del Movimento 5 Stelle non vengono raccontate, quelle benemerite, no? Magari ci si sofferma sul lato di gossip, sullo strillo, però in questo c'è anche da fare un mea culpa, nel senso che io mi sono sentito dire noi abbiamo fatto un lavoro parlamentare, abbiamo queste proposte, lo so, ma perché queste proposte divengano legge, tu devi essere maggioritario in Parlamento, non puoi stare nel tuo splendido isolamento. Quindi torniamo al discorso di prima, no? Cioè, alla fine è vero che c'è nei confronti del Movimento 5 Stelle c'è una costante tendenza alla manipolazione mediatica ai suoi danni, è vero, però il Movimento 5 Stelle ha offerto il fianco a questa cosa. Ecco, io spero, mi pare che l'aria stia cambiando e quindi mi auguro che ci sia una sapienza diversa anche da questo punto di vista. Il Movimento 5 Stelle vada a provocare successive occasioni, a dire noi la facciamo alleanza con chi è disposto a fare questo e questo. Fosse anche Satanasso, no? Cioè, la laicità cos'è? Io non sto a sindacare se tu sei stato, io lo dico per il movimento Roosevelt, ci sono state delle grandissime discussioni in queste settimane e mesi, dice ma tu vieni da destra, tu vieni da sinistra, tu vieni da lì, tu vieni da qui, a me non interessa da dove si venga, mi interessa quale che sia la storia novecentesca, per così dire, tu sei disposto a approvare, almeno in buona parte, una piattaforma rigorosamente progressista, articolata in punti precisi, in idee precise. Ecco, questo significa che quando poi tu vai a fare politica sei disposto ad allearti con chi vuol fare con te delle cose, a prescindere, diciamo, da quella che è la sua storia personale. L'idea invece che appunto ci siano tutti corrotti, tutti indegni, tutti così, è un'idea che secondo me di cui il Movimento 5 Stelle deve liberarsi, anche se fosse vero, ed è vero, cioè nel senso che io capisco la difficoltà di allearsi con quell'anima morta di Bersani, no? Cioè un personaggio che nell'estate del 2011, quando il pareggio di bilancio l'aveva proposto Berlusconi, diceva che era una norma assurda che ci avrebbe legato le mani e poi ha fatto votare il suo partito come un solo uomo il fiscal compact, no? Stiamo parlando di farisei, di cialtroni. Però tu non devi pensare a Bersani, a Pizzo, a Caio Sempronio. Un movimento politico deve avere una piattaforma chiara e poi chiedere a chiunque di aderire a quello. Se lo fa diventa, diciamo, l'altro diventa costretto ad allearsi con le tue idee, con le tue iniziative. Paolo Franceschetti è molto interessante a differenza di tutto l'universo, diciamo, dell'ambiente complottista, soprattutto per i riferimenti molto puntuali che dà e faccio un esempio esplicito in merito all'ISIS. Ecco, si capisce esattamente, come dice Joelle, che l'ISIS è una creazione di Hathor Pentalfa, che è una super loggia di carattere neo-oligarchico, ultraconservatrice e neo-aristocratico, che ha in mente di portarci, diciamo, in uno stato di caos foriero, diciamo, di conflitti e anche in un teatro piuttosto pericoloso perché sarà un conflitto, diciamo, molto vicino a noi. Ecco, la perplessità che ho io del tuo libro, Joelle, è questa, che è nobile l'intento di voler essere progressisti, democratici, riportare il popolo su un piano, diciamo, di piena sovranità, non esclusa anche quella monetaria, visto che stasera hai fatto un accenno. E proprio su questo punto vorrei soffermare quella che è la mia perplessità e chiederti, diciamo, un'apertura e una riflessione in tal senso. Si parla di abbracciare, ok, delle teorie
vecchie, conservatrici, come la teoria neo-keynesiana dell'MMT, Modern Money Theory, che si rifà praticamente a un pensiero keynesiano in cui si fa del deficit spending la politica per conseguire, diciamo, il massimo benessere possibile, oltre che la piena occupazione. Non si fa nessun riferimento, in antitesi, a uno strumento completamente nuovo, veramente democratico, che parte dal basso, perché il mondo che verrà non potrà essere, come nella vostra visione che ho percepito dal libro, ancora una visione basata sul concetto di comando e controllo. Quando prima sento parlare di un'autorità per la piena occupazione, a me francamente, signori, vengono i brividi, perché la democrazia è liberare le risorse esattamente dal basso, su un piano che è esattamente diverso. Ma per poterlo fare ci vogliono degli strumenti, e lo strumento della moneta, essendo veramente, diciamo, il fluido che muove l'organismo, oltre che di un essere umano, muove l'organismo di una comunità che si sostanzia all'interno di una statualità, ecco, quello che mi fa paura è che non si parla di Silvio Gesell e della sua teoria dell'abbondanza con l'invenzione della moneta a tasso negativo, dove l'interesse della gente è quello di disfarsi della moneta nel più breve tempo possibile, e questo dà origine a quell'acquisto, a quello scambio di beni e servizi che dà all'economia quella velocità di circolazione che veramente crea, diciamo, quella base fortemente autentica di benessere che ci permette, giustamente, come dici te, di liberarci dal bisogno, e a quel punto possiamo anche dar sfogo ad approfondire le nostre istanze di natura spirituale, visto che la massoneria è un ambiente che ha un'alta scuola dal punto di vista dell'esoterismo. No, ecco, arrivo al punto. Arrivo al punto. Aspetta, ma aspetta, ma io la domanda l'ho rivolta a lui. Allora, sì, allora a sto punto qua, quando sento un Mayer Amschel Moses, ok, che è il fondatore della dinastia Rothschild, e dice: non mi interessa chi governa un paese, se a destra o a sinistra, mi basta governare il criterio di emissione della moneta. Ecco, io oggi dico che esiste la banca dei regolamenti internazionali, che è veramente l'apice del potere di conservazione di tutte le banche centrali. Nessuno mai parla di queste cose, nessuno parla del TTIP, Transatlantic Trade Investment Partnership. No, ma scusami, ma Francesca, io voglio che ce lo dica Gioele, perché nel suo libro di questi argomenti non si parla. Si parla di tante cose, ma non si parla di quello che noi andiamo incontro. Riuscirà l'euro, il dollaro, ci sarà la fusione, il meltdown della moneta, si nascerà Phoenix, punto di domanda. Vorrei dire che appunto per questo si tratta di un'operazione editoriale in 5 libri, questo già è 656 pagine, insomma ci sarà modo di affrontare queste e tante altre cose nei prossimi volumi. Detto questo, io vorrei dire che Rinaldo è una persona molto stimolante e anche molto aperta e intelligente, tant'è che sulla base di una amabile polemica già avuta l'altra volta, poi c'è stato un feeling e lui sarà domani tra i soci fondatori del movimento Roosevelt. Ma anche per dire una cosa, no, ma questo lo dico per dire un'altra cosa. L'avevamo capito. Per dire un'altra cosa, che io non sono né il libro non è un libro in cui si professino dogmi o credenze, diciamo, fideistiche di natura economica, e io non sono, per temperamento, sono uomo del dubbio più che del dogma e delle convinzioni così. Quindi io la MMT ho avuto piacere di studiarla, di conoscerla, ho anche favorito qualche convegno, qualche cosa, ma non è il problema. Se tu vieni nel movimento Roosevelt e farai conoscere meglio agli altri queste teorie economiche di cui ti fai così entusiasta al settore, saranno benvenute, ci confronteremo. Insomma, per me io non sono un economista, grazie al cielo, insomma, è il mio impegno, studio economia, diritto, storia, mi piace studiare tanto oltre che agire, perché lo studio aiuta l'azione e viceversa, e quindi laicamente a me non interessa mettere un'etichetta. Io quando dico che occorre una riappropriazione della sovranità monetaria e poi una capacità di intervento, di investimento
dello Stato. Ricordo che questo è un lascito della tradizione keynesiana, rooseveltiana, eccetera. Se questo si può integrare, migliorare, perfezionare con altre teorie, o addirittura ci sono teorie che riescono a conseguire gli stessi obiettivi in modo migliore e più brillante, benvenute, insomma, non c'è problema. Ecco, qui non ci sono, io non difendo dogmi economici, difendo dei principi, e cioè che, parafrasando, diciamo, il fondatore della religione cristiana, spesso poco ricordato rispetto poi ai suoi epigoni, no? Ecco, che diceva che il sabato è stato fatto per l'uomo e non viceversa, ecco, la moneta è per l'uomo e non viceversa. Quindi, poi, l'importante è che la moneta sia al servizio degli uomini. Allora, lei parla molto bene, però c'è modo e modo di raccontare le cose. Allora lei cita sempre Keynes e cita Roosevelt, però allora le robe vanno raccontate secondo una certa consecutio temporum, bisogna vedere se è nato prima l'uovo o la gallina. Cioè, se si parla del diritto al lavoro e se si cita ad esempio il New Deal, bisogna anche dire che il New Deal parte con la bonifica della Valle del Tennessee. E allora bisogna dire che Roosevelt, per bonificare la Valle del Tennessee, ha dovuto mandare gli ispettori americani a vedere quello che era già successo nell'agro pontino già bonificato dal fascismo. Di conseguenza, questo, io il libro non l'ho letto, però c'è modo e modo di raccontare le cose e bisogna vedere se le cose sono raccontate in modo giusto o se sono raccontate in modo propagandistico. Ecco, io le risponderò come rispondeva Roosevelt a chi lo accusava, diciamo, negli Stati Uniti, o di essere un pericoloso socialista con il suo New Deal, o di aver imitato le politiche fasciste e naziste. Perché voglio dire, c'è addirittura un bello studio che mette a confronto 3 New Deal, dice, no? Cioè quello che accadde, il nuovo intervento dello Stato sia sotto il regime fascista che su quello nazista e negli Stati Uniti d'America. E Roosevelt rispondeva una cosa: sì, certo, ci sono delle analogie, no? Il problema è che io ho mantenuto questa opera dello Stato in una cornice democratica e liberale. Non ho soppresso le libertà fondamentali, non ho soppresso la democrazia, cosa che avvenne sotto il fascismo e sotto il nazismo. Quindi non so se questa è propaganda, se è propaganda democratica è propaganda. Cioè io ritengo che l'esperimento rooseveltiano, che si è mantenuto in un orizzonte di democrazia liberale, è diciamo, un modello che a me, diciamo, convince. Però è questione di gusti, uno può dire no, io sono invece simpatetico con un modello di soppressione delle libertà fondamentali. Di quello che c'è prima e di quello che c'è dopo. No, ma non è prima o dopo, nel senso che, attenzione, Roosevelt studiò quello che accadeva lì, studiò anche altre cose, cioè il New Deal ha tanti affluenti. No? Ci sono anche gli epistolari tra Keynes. Keynes aveva criticato, Keynes non è soltanto, diciamo, l'ispiratore di certe dottrine economiche, era anche un pensatore, già all'indomani della Prima Guerra Mondiale, era uno che avvisava sulle conseguenze nefaste, no? di come furono trattati i vinti, tutte cose che in Germania poi assunsero, no? Dei connotati appunto inquietanti, scabrosi, eccetera. Quindi, voglio dire, la differenza fondamentale, possiamo riassumerlo, al di là di tutto, sono negli stessi anni Roosevelt realizzò un'innovazione sul piano delle politiche economiche in un orizzonte democratico e liberale, Hitler e Mussolini no. Poi possiamo andare a vedere, diciamo, cosa è stato efficace e cosa meno nell'ambito delle... insomma, ma è un altro discorso, perché io ripeto, non sarei disposto a qualunque tipo di innovazione positiva anche sul piano economico se questo mi priva della libertà e della democrazia. Ma questo è un mio problema, uno può avere un'altra sensibilità. No, non ho capito, che non ho detto che lei ce l'abbia. Ma io le racconto come le devo raccontare. Io le racconto dicendo che, ripeto, la tradizione rooseveltiana, cioè, allora, intanto io, diciamo così, le contesto l'idea, se lei ha voluto dire questo, non lo so, che ci sia una filiazione, cioè che Roosevelt abbia copiato Mussolini. Roosevelt ha, diciamo, osservato quello che accadeva, no?
Ma poi, tant'è che ci sono pure su questo, ci sono state pure di recente delle pubblicazioni, no? Per come a un certo punto, insomma, anche questi rapporti si ruppero, proprio perché un conto è osservare delle positive innovazioni sul piano economico, un conto poi è sentirsi simpatetici rispetto a un certo tipo di regime. Non mi è piaciuto prima quando ha detto che, parlando del governo, che come dire il popolo se non si sveglia ha il governo che si merita. Questo governo è la terza legislazione che è al governo senza l'approvazione del popolo, no? E questo poi della moneta, che appunto la moneta è a debito, insomma, ci sono varie cose. Se il popolo viene tenuto nell'ignoranza perché i media sono camuffati, le cose non gli vengono spiegate realmente come sono, è logico che il popolo non si sveglia. Cioè, io le dico in breve, sto facendo, mi sono informata per diventare legale rappresentante di me stessa, quindi sto intraprendendo un determinato esatto percorso. Mi piacerebbe che il popolo venisse veramente informato della realtà così com'è. Lei ha detto tantissime cose, io avendo appunto fatto questa ricerca della sovranità individuale ho capito determinate cose che lei ha detto non esplicitamente. Mi piacerebbe di più che, non adesso in questa sede, però che veramente si cominciasse a dire al popolo la verità, proprio verità. È questo che vorrei che venisse fuori, visto che appunto io mi sto informando, perché non è che sono così, non dico sì, tante cose non le so, ma adesso sulla massoneria così so che c'è una parte della massoneria che sta finalmente dicendo la verità, però vorrei che la verità venisse detta bene, perché così il popolo si può svegliare, perché se il popolo gli dicono una cosa buttata là così non si può svegliare. Questo intendevo dire. Ecco, però lei in questo modo la mette sempre su cosa si dà al popolo e lei dimentica che io ho contestato proprio questa accezione, cioè se il popolo vuole essere sovrano forse si deve svegliare anche un po' da solo. Io le faccio un esempio che mi riguarda da vicino, anche oggi salendo, ma in generale mi iniziano tutti a chiedere quando esce il secondo volume di Massoni, no? Quindi una condivisione di conoscenza importante dal mio punto di vista, del lavoro che abbiamo fatto. Allora, il libro è un discreto bestseller, sta vendendo decine di migliaia di copie. A me pare ancora troppo poco. Io non farò il secondo, io ho fatto un libro perché venda centinaia di migliaia di copie, forse milioni, cioè vorrei che fosse condiviso. E allora questo popolo, voglio dire, lo acquisisce il libro, lo fa circolare, sto parlando della mia esperienza, non sto dicendo che come dire, la soluzione di tutti i mali stia nell'acquistare il libro Massoni e nel regalarlo, però io faccio la mia traiettoria, faccio quello che posso e quello che devo, quindi da questo mio punto di vista mi domando quando è che il popolo troverà, a parte il fatto, perché molti parlano di questo libro, ma non l'hanno letto. Non l'hanno comprato, non l'hanno letto, magari si sono accontentati della recensione, poi vengono alle presentazioni, no? Il libro magari è là, potrebbero acquistarlo, non perché a me non me ne viene tanto niente in tasca, perché vi racconto la lieta novella che i libri in realtà gli autori li pubblicano per sport più che altro, perché la gran parte dei proventi vanno al distributore, all'editore e all'autore gli arriva qualcosina a babbo morto, insomma, ammesso che... ecco. Quindi non è un problema di questo tipo, è che il libro dovrebbe circolare di più e questo vale per il libro come vale per qualunque situazione in cui tu stai offrendo qualcosa che ritieni di pregiato. Allora forse c'è un problema, cioè se tu ti accontenti rispetto a un libro, rispetto a una dottrina, rispetto a un'impostazione, soltanto di leggerti due cosette, altre due cosine lì, e poi sei impreparato e quando ti trovi di fronte l'ennesimo cialtrone che ti arriva a chiedere consenso glielo dai, forse sei corresponsabile, perché è vero che non abbiamo più votato, no? È vero, però io non ho visto in modo democratico, pacifico, no? E quindi non in modo violento, io trovo che una rivoluzione democratica e pacifica sarebbe fortissima, ma io non ho visto in piazza questo popolo sovrano
a rivendicare appunto la sua sovranità pro quota, in nessun caso. Io ascolto dei mugugni. C'è stato qualche episodio sciamannato e sgangherato come quello dei forconi, eccetera, dove c'erano anche in mezzo belle istanze, ma poi tutto riassorbito. Cioè, sto popolo è un popolo di mugugnatori, più che di gente che si informa e poi ha una serie di pretese chiare di quello che... Ed è un popolo che si informa, che legge poco, e che quello che legge spesso è spazzatura. Allora, diciamo le cose come stanno. La classe dirigente non è peggiore, diciamo, di coloro che rappresenta. Le due cose si tengono. Dice, ma non abbiamo più il voto di preferenza, quindi non ce li scegliamo, ce li mandano dall'alto. Ho capito, ma chi è qui, che ne so, del PD, di SEL, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, qualunque partito, ma io questa gente che va presso le sedi dei partiti a dire, ragazzi, ma che state facendo? No? Quando hanno votato il Fiscal Compact, le abbiamo viste le masse che sono andate presso le sedi a tirare i pomodori ai propri rappresentanti? Io non le ho viste. Allora forse c'è un problema che riguarda tutti. Ecco, questo è quello che penso io. Quale lei considera il Dio creatore, l'architetto dell'universo, se il Dio cattolico o Lucifero o qualche altro? Grazie. Allora, proprio a Pordenone, io quando sono stato il 1° marzo scorso, è uscito fuori questo discorso noto dell'epistolario Albert Pike Mazzini, e ho spiegato che è un falso storico, così come sono un falso... No. Guardi, io la rinvio perché questo pensi che è stato... No, non c'è più, nemmeno nella narrazione di chi l'ha scritto. Conosco bene la storia e l'ho confutata, io la rinvio, diciamo, alla confutazione di questa cosa. E, peraltro l'ho spiegato proprio in occasione, la prima volta, proprio in occasione di una presentazione che era a Trento o Bolzano, con Paolo. Provincia di Bolzano. Provincia di Bolzano, ecco, uscì fuori perché Paolo Franceschetti aveva citato, come tanti altri, in un suo libro, questa storia dell'epistolario. E quando io confutai e spiegai minutamente del perché era un falso basato su una cosa, lui disse, ma io l'ho ripreso da Epifanius. No, ecco, appunto, cioè, e Paolo ha avuto l'onestà intellettuale, essendo una persona intelligente ma soprattutto di grande onestà intellettuale, di ammettere, insomma, che la sua fonte era una fonte che a sua volta non aveva fonti, insomma, non aveva, ma non è questione di fonte, non aveva consistenza, perché quella cosa poi nello stesso racconto di chi la dice, di quell'epistolario, non c'è più lì dove è stata vista. Ci sarebbe stata durante, ma il problema è che è un anacronismo. Se uno va a vedere questo epistolario famoso per cui Mazzini Pike prevedono la prima, seconda, la terza guerra mondiale, capisce benissimo che si tratta di un falso costruito ex post che racconta una serie di frescacce. Comunque, su questo io la rinvio. Adesso non mi ricordo se questa confutazione è già in questo volume o nel secondo, però, insomma, voglio dire, l'ho fatto in diverse conferenze, l'ho spiegata, quindi la ritroverà lì. Per quanto concerne la mia personale visione di Dio, per così dire, io ritengo che Dio, quello che chiamiamo Dio, quello che le religioni... Dio non è una persona, Dio è una legge. La mia spiritualità si declina così. Io ritengo che Dio sia una legge. No, è una legge impersonale che regola, diciamo... regge i fenomeni del cosmo. Le religioni, naturalmente, e questa è una visione quindi esoterica, e il grande architetto dell'universo per me è una legge, non un Dio personale. Dopodiché le religioni raccontano tutte, dal punto di vista esoterico, potremmo dirla alla Pico della Mirandola, ciascuna racconta un brandello di verità. No? Nel senso che ciascuna, come diceva anche Niccolò Cusano, cardinale cattolico di Santa Madre Chiesa nel 400, grande filosofo, diceva quanto sei grande, oh Dio, che ti compiaci di essere adorato con innumerevoli riti in ogni angolo del pianeta, e aggiungeva, ricordando il filosofo Senocrate, che se i cammelli avessero la possibilità di disegnare, raffigurerebbero un Dio in forma di cammello, e così le tigri in forma di tigre, le scimmie in forma di scimmia. No, quindi, questa è la mia visione. L'uomo raffigura come può la divinità, ma la divinità, così come la percepisco io, è qualcosa di infinitamente più grande
anche della percezione che l'uomo ne ha. E chi pretende di mettere, come dire, no, la sua personale interpretazione come assoluta, secondo me manca proprio di timore di Dio. Cioè il timore di Dio che viene spacciato come obbedienza a una singola declinazione dogmatica, dovrebbe essere un atteggiamento per cui la creatura, per così dire, si rivolge rispetto all'immensità di questa forza, per chi la percepisce, di questa legge, dicendo, ma caspita, sono più le cose che io non so di quelle che so. E la rivelazione, per me, le rivelazioni storiche sono dei miti. Ma il mito non è falso, il mito racconta qualcosa. Se uno la prende alla lettera, come dice San Paolo poi, la lettera uccide, lo spirito vivifica. Quindi io, per esempio, mi sono, diciamo, a un certo punto della mia vita, nel 400° della morte di Giordano Bruno, io mi sono fatto cattolico, essendo un estimatore di Giordano Bruno, bruciato eretico dalla Chiesa Cattolica. L'ho fatta a modo mio, dichiarando anche agli alti prelati e amici che mi hanno dato la comunione, il battesimo, la comunione e la cresima, guardate, io entro ma da eretico. Mi piace la mitologia cristiana, trovo nella figura del Cristo, nel racconto del Cristo, molte cose stimolanti e interessanti, ma per me questo è un piano esoterico e mitologico. Il mio percorso mi potrebbe condurre domani a farmi islamico, ebreo, buddista, nel senso che in ognuna delle religioni io colgo dei frammenti di verità. Ecco, questa è la mia Weltanschauung. Allora, siccome ho parlato di una piattaforma progressista attorno al quale riunire varie persone a prescindere dalle loro appartenenze, quindi questo nucleo, diciamo, di coagulazione, ecco, vorrei una precisazione sul termine progressista, che diciamo è molto usato e abusato, perché penso che questa sia la finalità e, diciamo, il percorso che il movimento deve compiere, quindi un percorso di formazione e crescita come cittadini che hanno dei diritti. Ecco, può magari darci qualche flash su questo? Basterà digitare Movimento Roosevelt per vedervi apparire il sito, c'è lo statuto e c'è l'articolo 3 che sono principi e finalità, e lì sono spiegate chiarissimamente quali sono questi landmarks progressisti. Qui anticipo cose che ho già detto, cioè se uno ritiene che la sovranità, no, e quindi la democrazia debba essere sostanziale, non solo formale, no, e che quindi per esempio tutti abbiamo diritti che devono essere anche diritti economici, questo è essere progressisti. Una visione laica dei rapporti tra, come dire, le private percezioni spirituali di ciascuno e quello che è l'orizzonte legislativo, che quindi deve essere in grado di, come dire, dare a tutti diritti. E quindi sui diritti civili io credo che ci sia bisogno, l'Italia peraltro, ma non solo l'Italia, è un paese arretratissimo su questo. E poi progressisti, l'abbiamo detto, ci sono grandi battaglie concrete. Oggi mettere in discussione l'Europa così com'è è una priorità, nel senso che non c'è possibilità alcuna di avere democrazia a casa nostra se non si ridiscutono a livello continentale europeo e a livello globale il paradigma che regola i rapporti di potere. Cioè ci deve essere un primato della democrazia, della politica sull'economia e della democrazia su qualunque livello tecnocratico. Questo per me è essere progressisti, innanzitutto. Scusi, posso farle una domanda? No, una piccola accorgimento, cioè lei ha preso come esempio Roosevelt, no? Nel suo movimento che domani andrà... Eleanor Roosevelt forse più di Franklin, ma insomma entrambi. Beh, bene, ma secondo la mia poca storia che conosco, cioè Roosevelt non è stato uno stinco di santo, cioè è tutt'altro che democratico, cioè addirittura su qualche citazione in giro è stato d'accordo con Hitler sulla Shoah, su come distruggere quel popolo, insomma, ecco. Cioè, cioè, se posso darle un consiglio, bisognerebbe cambiare un po' il nome, insomma, ecco, secondo me. Guardi, io le do invece un altro consiglio. Io le do un altro consiglio. Perché c'è anche...
quando la nave di ebrei è arrivata in America che li ha ritornata indietro e l'hanno portata nei campi di concentramento. Allora cos'è questo? Guardi, allora, io le dico una cosa. Eleanor Roosevelt era molto più progressista di suo marito su certe cose e lo contestava anche pubblicamente. Io non ho feticci, per cui non è che io prendo un personaggio e dico adesso adoriamo questo personaggio come l'esempio, cioè Franklin Delano Roosevelt ha le sue ombre come le sue luci, come ogni essere umano. No? Quello che io prendo dell'ispirazione di Franklin Delano Roosevelt sono alcune cose, su altre posso essere critico, però la invito anche, lei l'ha detto, dice le mie cognizioni storiche sono insomma traballanti, ecco, inizi a leggersi questo libro. Poi, se vuole, se le do anche i miei contatti, le consiglierò una serie di letture, perché quello che lei ha letto in giro su Roosevelt magari sono anche cose che possono essere, diciamo, come dire, poco consistenti, un po' come l'epistolario Mazzini, no? Uno per, diciamo, avere un'idea chiara deve studiare, la conoscenza non si può orecchiare. Ecco. Dopodiché, per carità, non ci sono santini, non propongo santini da venerare. Allora chiudiamo qui e vi ringraziamo tutti per la partecipazione, ovviamente potete trovare... Non te l'hanno fatta fare. Là in fondo potete trovare il libro di Gioele. Grazie a tutti.